Siamo in diretta, operazioni preliminari. Ragazzi, siamo con le operazioni preliminari. Io chiedo perdono, ma lo sapete che le operazioni preliminari fanno parte del sistema veneziano. Ma no. Ok, Sistema Spagna. come? Che cazzo, stai zitto. Preliminari, io chiedo perdono. Ok, modifica. Piro. Adesso vi saluto tutti, ragazzi. Chi c'è? Lo saluto subito un attimo. One moment, please. Che le operazioni preliminari hanno fatto la storia di questo canale. E Maurizio Michelotto lo sa, uno degli uomini più controversi del genere umano. Maurizio Michelotto. Ok. Boh. Saliamo. Ciao. Qua è troppo, no, il titolo è troppo lungo, troppo lungo. Ok, perfetto, adesso dovremmo esserci teoricamente parlando. Ok, torniamo qua, andiamo a salutare qua i puttanoni. No, ma che cazzo? Ecco, come rincoglionirsi. Tutorial in 10 minuti. Allora, vediamo i 27 pazzoidi abbiamo. Allora, ciao Terence, Federico Levati, Michael Francone, Amedeo, Romano, Alessandro, Alessio, Gudi, Alessandro, Romano, Charmi, che sto giocando molto. Apicella, attenzione api. Aspetta un attimo. Qua succedono cose strane. Ciao Luca Spinello, ciao Daniel Andrew, ciao Diego, ciao Davide, Roders, Zincaro, eh, a Alex Beck che gli ho dedicato il titolo. Lo so, Api, sto guardando, ma porca puttana. Perché hai appena dato un messaggio, adesso partiamo ragazzi, eccolo qua, signore parte il porco, io non ho parole. Ti rin- Api, ti ringrazio, sei un uomo abbastanza pazzo. Ti ringrazio per questa donazione veramente incredibile. No, ci tengo a dirla anche qua, ma Api parte con 20 euro così. Il presidente quindi è già impazzito, però dobbiamo far bene. Grazie Api, ma se lo vuoi fare in super chat così giustamente tutta la squadra sa quanto sei meraviglioso, cioè fallo perché è giusto così, Api, un presidente così io non l'ho mai visto, sinceramente. Ciao Gigi Palla. eh, Ok, direi di partire già con questa botta di api che comincia subito così, con arroganza. L'arroganza di api, ma quella bella, quella sana, quella che ci porterà in alto, quella che ci porterà in Europa League a vincere il trofeo, speriamo. Oddio, Veneziano è morto, ma anche Francone, prometto Francone, anche Eyman è morto. Attenzione, siamo in Coppa Italia, facciamo degli esperimenti a questo punto. Mi avete consigliato di mettere Gigi Palla in fascia. Allora diamo un po' di riposo a Terence e proviamoci anche se i parametri sono abbastanza scandalosi. Pintus, diamo un turno di riposo, mettiamo il Cavaliere dell'Apocalisse. Eh, Grazie Api, assolutamente, grazie Api, grazie. Ora volevo dirlo perché tutti devono sapere insomma quello che fai, qualcosa di spettacolare. Ti ringrazio Api. Non ripeto, sei un grande, punto e basta. Cioè, ma non solo perché c'è la donazione, ma perché il modo in cui lo fai, nel senso, cioè l'aver creato questa cosa dello zoccolo duro con il presidente che fa ste cose, cioè rende tutto veramente ancora più bello. Va bene, devi partire subito e speriamo col Crotone possiamo fare il risultato anche con le riserve veneziane, lo devo preservare un po', eh. Vai. Oh, The White Gamer, eccolo qua, l'uomo che vuole insidiare il presidente. E Alamos, grazie White Gamer, grazie. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si The comincia. White. Oggi si affrontano Beh, Crotone Api, e ma Venezia. guarda Io che su sono Fabio Skype Caressa, ti voglio, gli come ho bisogno affari anche di e Tonin. Fardi compagnia. Ho Ci bisogno anche sarà di anche Tonin, Luca ma Api, ma Marchegiani. noi ci Ciao sentiamo. Fabio, godiamoci Comunque non so questa se avete partita visto il insieme. costume di Darth Vader, ragazzi, il Kuma è pronto, scusate un attimo di messaggi.
Un attimo, porca puttana, più partiti, scusate. Vai. E si va adesso, raga. Pallone alto e lungo sulla Vicepresidente White Gamer sicuro. Vuole candidarsi con prepotenza a un posto in squadra. fascia. La butta in mezzo. Attenzione, il Bode subito per Francone. Francone, Kaiser Francone, non ci credo come è partito Kaiser Francone. Come è partito Kaiser Francone. Signori, un uomo, una garanzia. Kaiser Francone. Una situazione che si faceva molto pericolosa. Prova la giocata Occhio nello però spazio. Sanogo, il porco di Passaggio in avanti nello Sanogo. spazio. Si avvicina alla porta. No, Ci c'è il prova. gol del Crotone incredibile. C'è il gol del Crotone incredibile. Porca Non poteva miseria. mancare un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Ed ecco che arriva il terzo gol Porca per lui nella miseria. competizione. Sì, Api, se hai... No, adesso, concentrazione un attimo, però Api, se hai Skype possiamo anche sentirci in diretta adesso per un Hanno saluto, trovato subito il gol del vantaggio. Assolutamente, Adesso però avranno più spazio. vaffanculo 1-0. Sì, è andata e ritorno, però non siamo partiti bene, ragazzi. E non sono i cambi, assolutamente. La squadra è buonissima anche così. Cerca spazio. Api, aggiornami se vuoi questa cosa, volentierissimo. Però stiamo anche perdendo, quindi deve decidere il presidente se vuole la concentrazione massimale. Perché col Crotone si può andare in semifinale. Attenzione, Alamos. Il Bode subito! No, che mangiata. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare. Raga, calma. Non si può uscire così con il Crotone, non pretendo la vittoria. Adesso vediamo anche il presidente. Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Ok, Api, tu Ottiene aggiungimi. un buon calcio di punizione. Sono Marco Ardet con la faccina di un bambino che sono io da piccolo, quindi aggiungimi pure intanto. Però adesso concentrazione, ragazzi, sono il presidente, giustamente, oltre a riprendersi tutti i soldi investiti, ci manda anche a fare in culo. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di Ragazzi, soffio, Sidoti, stiamo peccato per calmi, lui. stiamo Il tentativo era calmi, ottimo. stiamo calmi. Gervasi, manca Poleiman, manca Gai. Bravo Terence. Però manca Gai, manca Poleiman Gai. Persone. Ho dedicato anche il titolo a Tognin, non mi dice niente Tognin. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Il nostro Alex Beck, uno degli uomini più belli del pianeta, che però si è perso a Kiev, in una fredda città Cerca di sfruttare lo dell'est spazio Europa. sulla Attenzione fascia. Alamos subito. Alamos sta giocando benissimo. Alamos, il Bode di testa la cicca, ma All'interno dell'area di porca rigore miseria. Potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Grande, adesso però sollecitazione sulla partita perché uscire ai quarti con il Crotone sarebbe veramente una beffa atroce nella Team Cats, che è la nostra bestia nera. Guadagna metri. Attenzione Gervasi subito. Rodolfo Valentino. Gigi Palla, una bella occasione La giocata nello spazio. a lato, vediamo. Il Bode, missile del Bode, parata del portiere. Dai, Fioi, dai. Vai, Cannistra subito a bomba. A bombazza. Niente, recupero, peccato. Dai. Non si può uscire ai quarti di finale anche Alexandru. Pretende di svegliarsi perché è veramente inaccettabile. No, non si può uscire col Crotone possiamo andare in semifinale, cazzo. Non possiamo partire così con la live. Grazie Api. Dai che il presidente ci spacca giustamente il sedere. Gigi Palla. Cerca spazio. Trotta. Situazione Recupera Alamos. spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Gervasi, no, errore di Gervasi. No, Gervasi Fallo. in ritardo. Gervasi. Venezia non esiste. Il Venezia non esiste. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Era una situazione Ecco di pericolo e sono Gai, stati ti prego, costretti perdiamo a risolvere il 1-0 problema con col il Crotone VAR. nell'andata di Anche Coppa se non Italia, per dovrebbe piacere dei succedere, a quarti. volte è l'unica soluzione Palo, possibile. incredibile, palo, ci ha graziato il fatto. Non possiamo perdere questa occasione di andare in semifinale di Team Cats. Sveglia ragazzi, sveglia. Incredibile parata di Mito e forse palo e forse parata. Gigi Palla. Prova un traversone dalla Attenzione il Bode meraviglioso per Francone, il Kaiser di potenza, però la recuperano, dai Fioi, dai, tutti insieme. Questi giorni di pausa ci hanno fregato. Ciao Peppe, ciao a tutti. La mette sulla sinistra.
Sveglia, sveglia. Ecco The White Gamer, il vicepresidente impazzito. Attenzione Mito. Splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Ragazzi, pensiamo alla partita per piacere, poi ci Poteva divertiamo. segnare anche stavolta. Bellissima cannistrada, un cioccolatino al Bode. Il Bode bravissimo. L'esito di una partita. No, no, Vuole la peccato. profondità. Ragazzi, adesso cerchiamo di pensare a noi. Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cannistrà, madonna, genialata di Cannistrà per Michelotto. Francone sbaglia un passaggio non impossibile. Cannistrà. Purtroppo abbiamo Gaia e box perché veramente ha preso Marley molto poco in forma. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Attenzione Newell. Il giocatore viene fermato. Apicella il opportunamente presidente, dalla difesa. zittisce il mondo. Cerca di mettere un pallone interessante. Attenzione al in aria. Bode, attenzione al Bode. Il Bode bisogna subito pareggiarla. Il Bode! Wow, fuori di poco. 1-0 non va bene. Alessio Scida. Sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Deve svegliarsi Francone, è un errore al primo tempo. Venezia Vai adesso non Francone. deve farsi Ah, prendere dal peccato. nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo Cazzo, saltare non volevo far tutti gli entrare il equilibri. Cume, deve riposarsi C'è per ancora tutto il secondo tempo da l'Europa fare, League e il campionato. risultato. Attenzione Francone. Francone si gira malissimo però. Queste Francone anche lui non è molto in forma. numerica vanno sfruttate Possiamo ribaltarla ma decisamente ancora non l'abbiamo fatto. Arlin Aieti. Il rumeno, bravo rumeno, la recupera, perfetto. Cerca Il Bode di fisico, due pezzi grossi aveva in attacco. Il Bode, Alamos, la mette in mezzo per il maestro. Maniero Bella recupera. l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ecco Ale ci incita da chi è bravo Ale, questo vogliamo da te. Così il prossimo anno puoi tornare sereno e tranquillo. La gioca lunga sulla fascia opposta. La Picella la recupera il rumeno, c'è poco tempo, non possiamo perdere 1-0. Il maestro Francone. Fallo su Francone, non fischiato, non ci credo. Michelotto, Maurizio Michelotto, la perla, sbaglia il passaggio, Alamos. Errore ancora. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Recupera Picella, Sì, Maurizio l'ho notato Michelotto. anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro. Eyman, ti prego, ho bisogno del tuo commento, ho bisogno di te, piccolo Eyman. Fallaccio sul Bode ancora, mamma mia. Bravo Eyman. Attenzione il rumeno. Vuole provarci il rumeno. Peccato, respinta della barriera. Bisogna fare i cambi, purtroppo. Eravamo convinti di sottovalutare un po' forse Crotone. Gigi Palla con 70, non può fare, già fa poco con 81. Ok, esce un Francone abbastanza deludente, entra Veneziano e andiamo così. Eyman non posso rischiarlo quando è così giù. Il piccolo Gai non si rischia così. Gai va preservato. Gai è un'opera d'arte del Louvre da custodire gelosamente Mito, mamma mia. Una buona occasione. Ce l'ho PES 18. È un giocatore che si rivela pericoloso Attenzione, ogni Cannistrà. volta che tocca il pallone. Il Bode, niente da fare, siamo in difficoltà, non riusciamo a fare un'azione degna di nota. Attenzione Cannistrà, il pittore per il Bode. Non ci credo il rumeno, però fa un grande recupero. Il rumeno la mette in mezzo a Francone di testa prima di uscire. Cosa ha fatto il rumeno? Ma cosa ha fatto Francone? Mamma come l'ha schiacciata! E saluta così la squadra! Mamma mia il rumeno cosa ha recuperato! Grandissimo rumeno, assist geniale! E Francone la schiaccia di potenza alla Veneziano ed è 1-1. Il Kaiser, ma assist sublime con recupero del rumeno. Di nuovo in parità. E vaffancuore 1-1. Adesso entra Veneziano per gli ultimi minuti. Veneziano, bellissima immagine, abbracciato Michelotto, sempre con Michelotto, scusate un attimo, voglio troppo bene a Michelotto. Ha abbracciato Francone e forse l'ha sussurrato: non mi coprire troppo, bastardone. Non vedo il commento del rumeno. Buon lancio. Passaggio intercettato. No, Sidoti, mamma mia, Lungo passaggio perché ha fatto un avanti. assist geniale con un recupero ancora più geniale. Prova la giocata Attenzione, nello non prendiamolo spazio. subito, comunque importante gol in trasferta.
No, rigore! Affondato in area di rigore. No, Concede rigore. no. Mi sembra che ci sia No, no, questa è una ladrata. Questa è una ladrata, non ci credo. Questa, ma dov'è il rigore? Questo è il rigore. Ma no! Ma no! Se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Ma no, adesso la paro e ci abbracciamo. Porco due di merda, 2-1, incredibile. Incredibile, incredibile. Incredibile lo schifo. Che ladrata 2-1 del Crotone. Dopo il bellissimo pareggio di Francone. Che schifo, che schifo, che schifo. Adesso conducono. Dai che facciamo il 2-2 che è ancora meglio dell'1-1. Che schifo, che potrebbe aver schifo, deciso la guarda. partita. Che ladrata, Comunque, il modo in cui sono andati a inaccettabile. cercare il fallo è stato molto intelligente. Che ladrata. Lancio lungo e alto. Attenzione, Palla dai. No, intercettata, erroraccio, ottimo la il squadra suo si è un senso po' della posizione. demoralizzata giustamente perché è un rigore inaccettabile. La perde Sidoti. Sidoti recupera. Effettua un cross dalla tre quarti. Il Bode se ne va. Dai ragazzi, manca ancora un pochino. Il Bode va da Veneziani, scivola. Madonna, se entrava questa, peccato. Da quella posizione Ciao Marco doveva 01. assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Va Alexandri, hai fatto un assist geniale, cazzo Ale, ti voglio più contento. Sinceramente. Però stiamo perdendo Cercano ugualmente, spazio sulla purtroppo. fascia opposta. Si sente molto quando manca Gai, perché quanto Cannistra sia fortissimo, però Gai C'è il fischio serve. dell'arbitro e fallo. Vai Gervasi, c'è ancora una speranzella. Gervasi se ne va di gran carriera, Rodolfo. Rodolfo, che assist di Rodolfo! Il Bode di cattiveria, non ci arriva, non ce la fa. Oddio, Apicella, ma cosa Apicella? Appena commentato, cazzo. Questa è la donazione di oggi e cominciano con 5 euro. Prova la giocata nello spazio. Bell'intervento. Apicella, ragazzi. Da Dubai, un pazzo, un animale che però in questo momento ci ridà un po' sulla fiducia sinceramente perché stiamo perdendo per quanto in maniera sfigata. Numero. C'è spazio per calciare. Bravissimo Alamos, ma manca un minuto, è finita 2-1. C'è il ritorno ragazzi, Finisce silenzio, così, silenzio. Non c'è più tempo. Silenzio, La squadra silenzio, si parte ospite subito ha per il probabilmente ritorno. patito il fattore campo. Dovranno rifarsi nella prossima partita in casa. Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente Ma gli avversari hanno capito che va era quello 2-1 il loro pesante. Basta 1-0 ma è dura. Scusate un attimo. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Vaffanculo, ritorno. Non ne c'è l'Europa League, non esiste che vado fuori con Nicola. Che lo stimo, per carità, ha avuto anche una storia purtroppo bruttissima, ma non esiste che non posso uscire. Dio Cristo, ho i nervi. Ma sottovalutato, ok. Ma no, ho schiacciato, ma dai, ho portato un attimo il joystick, ma va tutto male, ma dai. Ma dai, neanche faccio i Un cambi. caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza. Ma vai a Si fare in comincia. culo, dovrà spiegare tutto bene. Oggi si affrontano Veneziano, Venezia e Eyman, no, Crotone. per fortuna, c'è andata di culo. Solo Eyman un po' così, ma comunque lampeggia, meno male, ma... Vai. Dai, un po' di fortuna. Alexandro. Eyman, bisogna vincere, che abbiamo l'Europa League, e se perdiamo questa poi rischiamo veramente grosso. Eyman. Sarà fuori dal torneo. Veneziano, subito. Siamo tutti in forma ragazzi, meno male c'è andata bene, bisogna massacrarli, se non vinciamo veramente siamo una provinciale, come ha detto il presidente, il suddetto Eyman Gai. Veneziano, siamo al Penzo, tutto lo stadio pieno, fallo sul Cume che si incazza. Guadagna calcio di punizione. Veneziano, da fermo, prova un missile fuori da poco, non era proprio un missile però, errore del Cume. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di Tranquillo zero. Micro, ci sarà anche il tuo turno, sei sempre indispensabile Micro. Adesso però dobbiamo pensare alla squadra più che ai singoli. Bel pallone. Attenzione Pintus. Vediamo Eyman, quanto è mancato Eyman per quanto Cannistra sia un fenomeno. E trova bene il No, compagno.
No! No! Mito salva la baracca, ma non ci siamo, stiamo soffrendo la tensione di raggiungere un traguardo fondamentale, ovvero sia le semifinali di Coppa. Non mi piace. Mito ci salva, ma non va bene. E dopo c'è l'Europa League, non possiamo andare in Europa League per dopo una sconfitta con il Crotone in Coppa. Attenzione, il Bode un po' lento, passaggio inaudito del Bode, inaccettabile. Alexandru colpisce il Bode, non ci credo. Non ci voglio credere. Passaggio in avanti. Alexandru. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Il Bode tenta recupero, ma non ce la fa. Dai, raga, dai. E abbiamo già superato il 15°. Niente gol, penso un rigore vergognoso. Eravamo passati in questo momento con lo 0-0. Ma non pensiamoci, Bode. Se no siamo una provinciale, come ha detto il piccolo Eyman. L'omino da preservare, il piccolo Eyman. Michelotto per il Cume, ci mette il fischio. Ancora basta, il Cume si incazza, va muso duro e offende la mamma di questo giocatore. Cume incazzato nero. Attenzione a Picella, il presidente, giustamente lui può farlo. Ha commentato così una nostra eliminazione. Il presidente è lui che caccia gli ingaggi, quindi dobbiamo stare zitti. Vai Pintus. Alexandru, la pennella per il Bode! Di tacco il Bode! Ha provato una cosa forse un po' troppo leziosa, ma conquistiamo l'angolo. Ma poi non ha saputo finalizzare. Anche il vicepresidente, tutti contro la squadra, se facciamo così però non va benissimo. Il Bode! E il Bode subito! Silenzio! Gol del Bode su assist di Gai! E si abbracciano 1-0. 1-0. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. 1-0. Il presidente e il vice pungolano e il Bode risponde per lui in questa competizione. Su assist perfetto di Gai. Il Venezia ce l'ha fatta. È stata veramente un'impresa quella di ribaltare lo svantaggio dell'andata. Adesso stiamo calmi. Adesso però deve solo gestire la situazione. No, erroraccio da difesa, mamma mia. Stiamo un po' dormendo però, ragazzi, Calma ancora lunga, sì, piccolo Gai. Però intanto super assist di Gai, che ormai è diventato veramente è il centro del mondo, Gai. Buona l'azione sulla destra. Pintus, Nasdaq. Palla larga in profondità. Nasdaq. Il rumeno la dà Nasdaq. Veneziano ci prova, regalata un po' il portiere, ma comunque non male. Vedo che Veneziano è lontano parente di quello dell'anno scorso, per quanto i suoi gol comunque li ha tirati fuori. Veneziano prova un cross. Il Bode! Fuori gioco. Credo sia fuori gioco. Sì, Gai ormai Gai è diventato un fenomeno. Gai da nazionale chiaramente sarà un convocato. Attenzione Bodelli per Veneziano. Lungo passaggio. Eman Gai. Peccato. Penso che sia stato troppo velleitario a Terence. tentare una conclusione da quella Terence. Rimessa per il Crotone, manca ancora troppo per poter dire è fatta. Terence la recupera di gran carriera. Terence vede Gai. Musica e magia Gai. Passaggio non perfetto di Eman Gai. Terence, effetto Serra. Il rumeno, non ci credo, il rumeno, per poco, bella giocata, ma sempre sfortunato Agi. Poesia e movimento Agi. Giangrosso poeta. 8 tiri duri, stiamo asfaltando a tiri, però siamo solo 1-0. Con un gol siamo fuori per il Crotone. Bravissimo Gervasi. Maurizio Michelotto. Il Bode si gira molto bene. Il Terence la dà a Veneziano può far tutto Cume, peccato. Agi, solo sei tu che giochi, non io. Io posso solo dire come tirarla, ma sei tu che la tiri. Sei tu il giocatore. Agi! Hai visto? È silenzio! Sono una sentenza, cazzo! Agi di testa! Eurogol con ancora assist di Gai, sontuoso! E Agi l'ha messa! È silenzio!
Mamma mia, però anche il mister, ragazzi. Cerca di superare Fungolare il questo mister, pallone. fungolare il Cerca mister la e poi gliela profondità. cazzo subito. Attenzione Ecco il tiro. però Il Mito. portiere si oppone. Scusate un attimo perché... Eccoci qua. Pungolare il mister, non si pungola il Cerca mister che spazio. poi... E Il intercetta mister... opportunamente, visto che l'azione era Comunque pericolosa. Emangai, signori, gol meraviglioso di Hagi, ma Emangai... Non ci sono più parole per definire Emangai. Prova la giocata nello spazio. Ocio. Allora, ma parlo anche, sì, il presidente ha ragione, ma parlo con Hagi, che mi dice incrociala quando è lui che tira. Io posso solo dire cosa fare. E dopo un secondo ho detto Ayman buttala in mezzo e Hagi ha segnato. Quindi il presidente ha ragione, ma il Cume ha sempre ragione. E l'ha messa 2-0 e In questo silenzio. momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Vai raga, no, come ha detto il presidente, non chiamate mentre gioco. O quantomeno non adesso, quando siamo in piena lotta per tutto. Emangai. Terenzigno, peccato. Mamma mia. Comunque che gol di Hagi di testa, un gol sublime, un gol straordinario. Ma stiamo calmi che con un gol si va ai supplementari. Il presidente la recupera, ma un passaggio un po' balordo. Conoscendolo, sono sicuro che Mamma mia, quel presidente si fa un po' cercherà di terrorizzare. rifarsi. Magari Attenzione, no! Ecco, il presidente la prende e la butta su in maniera splendida. Veneziano di testa, se ne può andare il Venezia, si distende il Venezia, manca solo il timbro del veneziano che purtroppo l'infortunio pesante si è fatto sentire. Bella palla. Per quanto i gol sono arrivati. Credo però che ci sia fuori gioco, sia così. Fuori gioco per il Crotone, stiamo calmi, sarebbe incredibile arrivare in semifinale. Dunque, cambio in arrivo. Pintus. Nasdaq no, doveva solo appoggiare la picella. Arape assassina The Killer B e invece la recupera subito Nasdaq, che ci fa capire di stare tranquilli. Il Bode per Veneziano. Veneziano la dà Hagi la mette in mezzo. Veneziano fermatissimo purtroppo. Hagi prova di testa ad appoggiarla a Eyman la dà a Pintus. Nasdaq è messo meglio, prova il cross. Veneziano fuori di un soffio. Ci siamo però, ci siamo. Bisogna fare il 3-0 e chiuderla e andare a casa con la bamba del buon Super Terence. Michelotto, recupero da fenomeno. No, ma non è mai fallo. Segna un calcio di punizione interessante. Non è mai fallo. Attenzione. Michelotto, un po' di sfortuna, un'attenzione sfortunissima qua. Ai, Michelotto c'è. Maurizio, la dà al Bode, bisogna chiuderla. Il Bode prova a lanciare Veneziano e lo lancia abbastanza bene. Veneziano fa una bellissima cosa per Hagi, il rumeno, mamma mia, incrociare fuori di niente, speriamo di non pagarla. Mamma mia, come stiamo giocando adesso. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Ha provato a ripetersi. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Occhio ragazzuoli, grandissimo ancora Hagi, geniale Hagi. Pallone largo con eleganza. Geniale Hagi, può far tutto Eyman e può far tutto Hagi. I due fenomeni. Tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso No, Pintus, chiudila Pintus, bravissimo. Pintus un po' rischiosa, ma Mito c'è. Emangai di testa non può prenderla e la prende anche di testa. Emangai, posseduto Gai. Veneziano, qua non si è capito che cazzo ha fatto Veneziano. Diamogli un po' di riposo che il Cume è veramente in difficoltà. Entra Francone. Poi facciamo entrare Micro. Diamo un po' di riposo a Michelotto. E anche Eyman è veramente distrutto. Ed entra il nostro fenomeno Cannistracchi. Siamo veramente copertissimi sulla tre quarti. Abbiamo piedi buonissimi adesso. Attenzione. Il Bodelli per Gai, Emangai, peccato. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Gervasi, Rodolfo Valentino, peccato, roba nostra. Ciao Andrea Morti. Sembra esserci un cambio
Vedo già un giocatore pronto a entrare, è lì a bordo campo. Terence, effetto Serra la perde. Altro fallo Terence mi laterale. servi, non posso toglierti in questo momento. Terence, anche se sei stanco. Cannistra, numeri di Cannistra. Ah, peccato. Dunque, rimessa laterale. 13 minuti, 13 fottutissimi minuti. Terence prova a dar fastidio. Ottimo il fraseggio. Bravissimo Micro, è entrato Micro subito bene in campo. Terence non riesce a prenderla. Palla giocata alta sulla fascia. No, Sidoti no, Cerca spazio. Sidoti no. Cerca lo spunto. Cerca la rete. Lo trova al fondo della rete. Non ci credo, il Crotone segna il 2-1 su errore di È un Sidoti. gol che li rimette in parità, sfida tutta da vivere. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Un passaggio perfetto e lui è E adesso è stato dura, bravissimo ad ragazzi. approfittare. Adesso è dura. Ed è la seconda rete per lui. Fallo, nessun dubbio. Ciao Luca. Brutto l'intervento. Adesso è Calma. inevitabile, arriva anche la sanzione. Veneziano è anche uscito, Carico quindi di Luciano. adesso stiamo calmi. Alexandro, Micro. Allarga Siamo sulla calati al fascia. secondo tempo. Terence, ribaltiamola. Sbagliato. Cannistra, il Bode, Francone. Però via la situazione. Non ci credo, non ci Il credo. loro Stiamo impegno è veramente. È davvero una beffa apprezzabile, su questo atroce. non c'è dubbio. È una beffa Devono trovare atroce. il modo di concretizzare i loro Non sforzi. possiamo neanche fare 3-2 per dire dobbiamo vincere 3-1. Venezia è a caccia del gol della vittoria. Se prendiamo un altro gol è finita. Francone, fallo! Punizione. Ci sono buoni tiratori, Cannistra. hanno molte opportunità. Rosso per il Crotone. Vediamo chi calcia. Pintus. Micro. Va a passare Terence. la difesa, scavalcandola col pallone Fuori profondo. gioco, ma sono in 10, cazzo. Fuori Peccato gioco, ma sono in l'offside 10. della guardalinea. Dobbiamo stare calmi adesso. La difesa qui era alta, per questo l'ha messo in fuorigioco. Lancio lungo del portiere. Calma, Micro. Vuole la profondità. Isco. Stiamo calmi a Picella, presidente. Sta dando la carica dal leader consumato. Alexandro, errore nel passaggio. Tega il Ma la dubbio recupera efficace. molto bene, bravissimo Alexandro. La mette in Alexandro da Francone. Francone la rigira per il rumeno. Il rumeno è ispirato. Vai Rume. Bravissimo Terence. Mamma mia, con sofferenza vai 3-1. Con sofferenza va 3-1. Paul Sardogai. Il striscione. Mamma mia il rumeno. Davvero molto intelligente. Mamma mia, che rischio. Mamma mia, Terence, miracolo quasi del portiere. Adesso calma, adesso si gestisce, che se noi abbiamo proprio una squadra che è ancora capace di gestire. Venezia, con questo Mamma gol mia, il ha rafforzato rumeno. la propria situazione di vantaggio. E il rumeno è come i Dimostrato rumeni, ancora tutti i una volta rumeni, la comunque i superiorità. giocatori dell'est, Adesso può anche discontinui, gestire. ma quando sono in palla non li Questo è il ferma ritmo che nessuno, dovranno mantenere cazzo. per salvaguardare Però il sono risultato. discontinui e finisce al 90esimo e si va in semifinale. La sfida con il Mamma fischio mia. dell'arbitro. C'è solo gioia Mamma sugli occhi dei mia, giocatori. incredibile. Hanno già ottenuto un grande Fatta risultato. all'ultimo. Sono tra le prime 4. Primo obiettivo Hanno giocato raggiunto, bene, adesso ci sono sarà la rimasti Juve, probabilmente concentrati sarà dal quasi primo impossibile, ma intanto siamo in semifinale di Team Cats. Siamo in semifinale di Team Cats, adesso è Venezia, Juventus e dall'altra parte Torino, Bologna, mamma mia. Se facciamo il miracolo con la Juve, lasciamo perdere. Non succede, ma se succede. Adesso raga c'è l'Europa League, Ciao Pintus. Mamma mia, perché i rumeni sono così discontinui o comunque i giocatori dell'Est? Perché? Perché hanno questo difetto, cazzo? Mamma mia, Europa League. Mamma Europa League. Siamo contro l'Olympique de Marseille. Mo so cazzi. Purtroppo Veneziano non è proprio in pallissima. Terence e Alexandro, non si può prescindere da questi giocatori in questo momento, anche se Gervasi è un po' stanco. Però in forma in Europa League sinceramente non me la sento. Mettiamo Zincaro al posto di Michelotto. C'è anche il Mencarelli. Per Alexandro però ha giocato troppo bene onestamente. Faccio fatica a toglierlo. Però mettiamo anche qua Charlie ha fatto benissimo in Europa League. Ho bisogno di voi ragazzi. Ciao sorella. Un abbraccio a tutte le sorelle. Ti voglio bene. Ciao Cataclysman.
Mincarelli, però c'è Alexandro che ha fatto un partitone. E anche i dubbi sono Mito, Ciarmi, Mincarelli, Alexandro. Ho bisogno un attimo di capire il tutto. Lascia Mito, vai d'esperienza Cume. Anche Mincarelli si può mettere in secondo tempo, per carità di Dio. Anche Daniel Andrew, per fatalità, ha il suo giocatore Terence che lampeggia. Lascia Mito. Se mi sento agi, lascia agi. Mi sento agi e proviamo. Speriamo di non sbagliare, ragazzi. OM Venezia. Qua sì che si fa sul serio. La voglia di vincere. La paura di perdere. Una è di troppo. Velodrome Europa League. 16esimi di finale. Ci attende una grande partita. Per un Da giovedì. un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di Vai, ragazzi, siamo al Velodrome di Marsiglia. Moltissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per Vai, raga. E si va al Velodrome per staccare una pagina ancora più indimenticabile. Già questo è un miracolo, essere ai 16esimi. Luca, secondo te chi Tutto può quello fare che la viene in più differenza? è guadagnato. Uno da tenere Vai, d'occhio raga. sarà Payet. Il ruolo Vediamo chi è il fromboliere di quello coppa. trequartista ed è un mago del dribbling. Ogni volta che la sua squadra Attenzione, attacca, Germain. riesce sempre a Gervasi mettersi nelle subito. migliori condizioni per Per un ricevere altro palle dubbio e insieme a dare Giangrosso, Non vedremo. posso che essere Sui d'accordo doti. con te, Luca. Chiaramente. Calma, Prova a Picella. scavalcare la difesa con il pallonetto. Sidoti. Ottima pressione la sua. Sidoti ha fatto Palla qualche sgombrata. errorino, Sidoti. Attenzione Gervasi, un tacco inutile. Ma dopo la recupera, Rodolfo è Passaggio questo. in avanti. E non ci può arrivare. Luis Gustavo. Ragazzi, per piacere, non possiamo in aperta così però cincischiare o parlare di cagate. Per piacere, siamo in Europa League. Grazie. Gervasi, ottimo Ci mette il recupero. fisico No! E conquista il pallone. Terence. Gervasi. Gervasi vede Zincaro. Pole Una serie di Mangai. passaggi. Il Bode, vediamo se Veneziano si esalta nelle partite che contano, di solito è così. E la difesa riesce ad allontanare. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente. Bravi, è vero, ne meglio. dobbiamo segnare almeno uno, almeno un gol dobbiamo fare al Velodrome Mezzo. dell'Olympique de Marseille. Buona Apicella, profondità. Alexandro si fa dribblare in maniera un po' bruttina. Tutta Tutta la squadra sta giocando male. Madonna Mito! Mamma mia, best save a mio parere. Mamma mia Mito, anche per l'importanza della partita. Bravissimo Mito. Brutto inizio della difesa però. Zincaro. Mangai, qua serve il pittore. Mangai. No, Gai, non mi puoi sbagliare questi passaggi che a te non li accetto neanche un errore. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto Attenzione a tecnico. Picella. Mamma mia, ancora Sidoti non mi sta piacendo. Gol. E c'è il gol dell'Olympique. Gol dell'OM 1-0 meritatissimo a Germain. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Si è inserito molto bene nello spazio. Ai ai ai, bruttissimo inizio, meritato. Forse siamo una provinciale, chi lo sa. La seconda rete per lui in questa competizione. Brutto gol subito comunque, brutto gol subito, ma meritato, quello è il Si problema. porta in vantaggio. Dai, 1-0. calma, manca ancora Ora tanto. avranno sicuramente Ancora meno però ci facciamo pressione fermare addosso. così, basta ragazzi, dai! Ho capito che siamo in una partita importante, ma calma ragazzi. Attenzione l'OM. Sidoti la butta via per il Bode. Il Bode vuole provare il lancio per il veneziano. Veneziano purtroppo fa ancora fatica. Payet. Prova Thauvin. Bravissimo qua Sidoti che però la Sarà perdiamo. comunque rimessa in gioco con le mani. Non demoralizziamoci. Comunque inizio difficile, lo sapevamo. Il campo dell'OM è caldissimo. Il Velodrome di Marsiglia, Palla in out. uno Ci sarà degli rimessa stadi più laterale. caldi di Francia, se non il più caldo. Thauvin. Allarga sulla Attenzione Payet. Pericolo. Apicella, buon intervento di Api. Mangai, siamo un po' schiacciati. Veneziano dà un buon passaggio al Bode. Il Bode prova a intrainare il Bode. Calma Bode, calma, il Bode fa una gran cosa. E dopo fa un passaggio da cioccolataio, ma porca di quella Cerca di mettere zoccola. un pallone interessante in aria. Palla in avanti verso il compagno. Non Bravissimo sono Agi. riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in Veneziano area. prova un La tacco loro azione inutile si ma che conclude però qui. funziona. Agi, Se ne va. diamo Agi sembra ispirato. Agi, Attenzione. mamma Potrebbe essere mia, un c'era contropiede Terence, interessante peccato. questo. Peccato. Non penso ai premi. Api devo stare tranquillo adesso. Tutti noi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo pensare ai premi, ma solo a giocare bene, a dimostrare che non siamo un bluff dopo il primo posto nel girone.
Dai, Sidoti, Palla dai, in Sidoti, out, dai, ci Sidoti, sarà dai. rimessa laterale. Dai, ragazzuoli, dai. Toven. E passa. Occhio, Payet. Payet. No! 2 a E c'è 0. la rete. Germai, non stiamo capendo niente al Vantaggio che velodrome. comincia a Non ci essere stiamo molto comodo. capendo niente al velodrome. Un grande colpo di testa in tuffo. Gran bel gol. Non Si ci è stiamo tuffato di capendo testa. niente. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare 2 il a 0, pallone. adesso si fa dura. Almeno un gol lo dobbiamo fare Ed ecco che arriva assolutamente. il terzo gol per lui nella competizione. Questa è E si pesante, riparte ragazzi. da un Questa è netto 2-0. pesante. Sarebbe brutto uscire L'1-0 subito la dall'Europa partita era League. Dio apertissima. madonna. Ora possono permettersi Sidoti. di controllarla. Toven. Sidoti. Prova un Calma, tiro ragazzi, su il dalla Bode. davanti. Ci distendiamo abbastanza bene. Prova il Veneziano, filtrante. prova un passaggio buono. Terence, ti prego, Terence, illuminaci. Illuminaci, Terence. Veneziano, no! Come non me lo puoi sbagliare questo? E finisce così il primo. Il primo tempo finisce 2 a 0 per il Marsiglia. Vai. Partiti. E Il speriamo Bode. che questo secondo tempo possa regalarci Eman grandi Gai, emozioni. serve anche Eman, finora si è visto poco. Devono Gai, assolutamente Veneziano, cercare di segnare il un Bode, gol no, per Bode, mettere in no, no, difficoltà vogliamo gli uno due più avversari, semplice, ma non così. soprattutto per riprendere fiducia loro. Serve almeno un L'inizio gol, di almeno questo uno, secondo tempo almeno sarà il uno momento e cruciale tutto è della gara. possibile. Se vogliono dare Almeno una uno e svolta, tutto è possibile. devono Perdiamo 2 a farlo 0, però ve lo dico già che è durissima. Il mister sta cercando di dare la carica, ma fa anche capire com'è la realtà. Pintus. Apertura ben calibrata. Prova Toven. Chiaramente non possiamo più prendere adesso, col 3 a 0 è veramente finita. Gai, no, Terence, Vuole la scusate. profondità. Terence, L'ha intercettata, la squadra è ottimo il nervosa, suo la squadra è senso della nervosa, la squadra è posizione. nervosa. Toven. Ottima discesa sulla Fa destra. quel che vuole l'OM, fa quel che vuole l'OM. Terence Spazio. per il Bode, il Boden. Grandissimo Si muove Bode. alla grande. Bode in velocità, Arriva il davanti Bode in agli velocità. Eman Gai, salvaci Gai! Gai, non ha fatto niente, ma quello che fa è fenomenale. Bravo Gai, 2 a Un 1. altro passo. Grandissimo che il Bode. Grandissimo Gai, Gai la apre. Solo. Cosa possiamo Gai la riapre, aggiungere? Gai la riapre, cazzo. Passaggio perfetto e lui è stato Gai la bravissimo ad riapre. approfittarne. Gai la riapre. Gai la riapre. Seconda rete per lui in questa Gai la partita. riapre. Gai la riapre. Terence, Adesso, ovviamente, Terence, sta Gai la con- riaperta, grandissimo Bode, ha fatto una Secondo giocata tempo è appena mondiale il Bode cominciato, però. E ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Gai la riapre. Gai la riapre. Lungo passaggio in avanti. Non siamo ancora morti, cazzo, non siamo Si ancora morti col riparte, pesantissimo in fallo trasferta di Gai. Gai la ribalta, se la riapre, scusate. Sidoti. No, ma Sidoti, porca puttana, Sidoti. Prova il filtrante. Attenzione a quella del Bode, giocata strepitosa prima del Bode quando poteva far grazie a un niente, era troppo pessimo forte la tocco. palla. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che Vai, sia raga, sfumata vai. così. Attenzione, Paul e Mangai. Vuole la profondità. Il Bode, attacco meraviglioso per Terence, effetto serra Terence, dai lascia Terence Veneziano, lascia Terence Veneziano. Il Cume, niente, cioè il Cume sta fallendo nel momento più importante, l'infortunio si sente anche troppo, il Bode è recuperato meglio per il momento. Basta un movimento, Sidoti, un passaggio riuscito Veneziano, e sono stupisci in il porta. mondo, Devono Veneziano. fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Lancio lungo del portiere. Bravissimo. Apicella, Pole, Mangai, Veneziano. Ancora errore del Cume, però Terence la recupera, non si sa come, ma dopo la riperde. 68esimo, Apicella. Calcia lontano. Gai. Stiamo Toven. attenti, ragazzi. Se ne va. Stiamo attenti. Gervari si fa fare in maniera abbastanza pesante da Toven. Ancora Toven, fa quel che vuole Toven. Fa quel che vuole Toven, ma c'è Sidoti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Esce uno spento veneziano. No, cazzo. È vero, devo metterne di meno qua. Niente da fare. Esce uno stanchissimo Alexandro. E Mencarelli non c'è, porca miseria. Devo ricordarmela questa. Non sono abituato a giocare in Europa League. Il Bode è stanco. A sto punto facciamo così. No, aspetta, scusate. No, non possiamo, con tutto il rispetto per palla. Mettiamo Cannistra.
E proviamo così. Purtroppo non ho messo l'attaccante. Che cazzo. Giangrosso per Gervasi riesco, forse no. No, riesco, perfetto, vai. Siamo morti, ragazzi, lo so. Stiamo giocando tanto, raga. Coppa Italia, Europa League, campionato. Palla in out, ci sarà rimessa Cannistrà laterale. l'uomo di Coppa, speriamo. Prova la giocata nello spazio. E passa. C'è il cross. No, Pintus, ti prego, Cerca la ma punta porco in area. Diaz, dai. Che schifo, ma dai. Ma dai. Pintus non riesce a saltare ed è 3 a Questo è un 1. colpo Adesso di è testa da durissimo. manuale. La Adesso coordinazione sì che è dura. perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Cannistra. Niente da fare per il portiere. Errore di Pintus qua, è si proprio riparte stacco con di un 2 gol di bradipo. 2 gol di vantaggio sono tanti. Adesso è durissima, Ma ragazzi. attenzione, nel calcio può succedere Adesso è di durissima. tutto. Veneziano. Pole Mangai. Provano a ripartire da dietro. L'Olympique Marsiglia ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare Adesso al è massimo un'impresa la fascia quasi laterale. disperata al Infatti ritorno, ragazzi, tentano ve lo spesso di dico. sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa Brutto sto gol avversaria preso, e per creare bruttissimo. pericoli partendo Non dalle siamo fasce ancora, col cross. errore di Giangrosso. Si Non siamo ripara ancora grande. pronti, forse, non lo so. Ottima Però sto pressione gol mi sua. aveva fatto Palla male. recuperata. Si ricomincia dal portiere. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Bisogna cercare di segnare, ma Sembra la squadra ha che preso una l'allenatore botta. abbia scelto Eyman Gai, no, Eyman deve dare in un profondità difensore veneziano molto qua, alto, non porca concede respiro. trotas. Il gioco duro non è più tanto tollerato nel calcio di oggi. Ai, ma ai, ai, alcuni Apicella difensori ci sono prova. molto bravi ad avvicinarsi al limite senza superarlo. Una doccia freddissima questa, eh. Grizzly si fa saltare come un birillo. Gai. Il Duca. Ci Errore mette anche il del Duca. fisico e conquista il pallone. Effettua un cross dalla tre quarti. Giangro, ancora Grizzly non ne ha presa una. Cerca Tre spazio. interventi, 3 bucate di Grizzly, Se ne purtroppo. Il Duca. Eyman Gai, errore anche di Gai. Cannistra, per carità, meglio. Si chiude dunque la sfida con il Meglio il punto della 3-1 del partita. 2-0. E dovranno dare il massimo nel match Sarà di ritorno in durissima. casa per riuscire a ribaltare il risultato di oggi. Nel calcio vincere è anche un fatto mentale. Distrutti, Oggi la ragazzi, squadra non è purtroppo stata all'altezza degli distrutti. avversari da questo Marsiglia punto è di troppo vista. forte E per ha noi, perso purtroppo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Tognin, anche se mi interessa poco. 0-0 col Dortmund. Venezia-Bologna, partita che onestamente mi interessa poco in questo momento. Ci sarà turnover completo, chiaramente, perché ci dobbiamo tentare in Europa League. Sarà turnover completo. Non mi interessa niente. Entra Francone. Entra Cannistra. Possiamo anche giocarcela una di campionato. Mi sono rimasto male però, ragazzi, sono sincero, perché non me l'aspettavo. Devo tentare il tutto per tutto, assolutamente. Andiamo. Voglio provarla così, ragazzi. So che è un rischio, ma non mi interessa niente. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza. Beh, ragazzi. Si comincia. No, Mangai, ti faccio fare un tempo a te. Venezia Ti faccio e fare un Bologna. tempo, almeno un È tutto giocatore pronto. E siamo forte ho pronti anche bisogno. noi per il racconto di Ti questa faccio gara. fare un tempo, Fabio Gai. Caressa e Dopo Luca ti levo Marchegiani. subito a fine Ciao primo Fabio, tempo. sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. No, attenzione. Attenzione, calma, ragazzi, calma. Calma. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Speriamo, ragazzi. Cioè, meglio il 3-1 del 2-0. Questo è poco ma sicuro, però.
Devono tirare fuori la prestazione della vita a tutti Il quanti. Venezia non perde in casa da 5 turni. Cannistra. La Poli. squadra si vede che è un po' demoralizzata adesso 3-1 e la sento proprio. Sono il mister, se non la sento io, Gai. Cerca la profondità. Cannistra. Sulla fascia. Mette in mezzo il traversone. Francone non ci arriva da 1,96. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Palla in out, ci sarà rimessa la Francone. Emangai, bravo Emangai per Mencarelli. Crossa il pallone a Fallo centro su area. Mencarelli. Oddio, ho rotto Mencarelli, sembra brutto. Brutto. Ai ai ai, che Adesso schifo inevitabile però. arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E sembra che sia uscito un po' malconcio dal contrasto. Il Emangai. Bologna ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Ci prova. Molto Errore di lontana micro. la sua conclusione dallo specchio Che è della capitano porta. anche così, vabbè. Hai rotto il geometra. Speriamo di no. Emangai, l'unico diciamo inamovibile in campo. Prova la giocata Francone. nello spazio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Bisogna sacrificare questa partita per avere tutti in butta forma in mezzo. nella rimontata del Penzo che pretende. Sì, Ragazzi, per dalla quella grande. partita pretendo il tutto esaurito. Prova il filtrante. E pazzi come me in chat, per tutti noi insieme, micro. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Francone. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Petkovic. Tocco Francone preciso. che ha fatto un gol Prova a importantissimo in passare team la K, difesa, attenzione Don Sa, scavalcandola Don Sa, col Don pallone Sa. profondo. Vabbè, sappiamo che se la Peccato, soffriremo perché sicuramente, si siamo era venuta a tutti, creare abbiamo messo un'occasione interessante. praticamente 10 undicesimi. Ha avuto un tempismo perfetto nell'azione che l'ha portato solo davanti al portiere. Passaggio in avanti. Francone. Attenzione Cannistra, fa un numero geniale per Francone che però non ce la fa. Pericolo. Mirante respinge il tentativo dell'avversario. Prova a saltare il centrocampo. Vuole la Alerek, profondità. il geometra che è Palla tornato, larga in Francone profondità. per Alerek. Può cercare il taglio in Alerek mezzo. spinge Palla Alerek. entra in il Bologna Mamma mia, brutto si tiro di testa salva del grazie a maestro. un pessimo tocco. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. C'è la palla lunga in avanti. E passa. Attenzione Palla Pole in out, Mangai. ci sarà rimessa laterale. La testa anche della panchina di tutti è un po' rivolta la coppa. È brutto da dire ma è così. E Mangai. Prova un traversone dalla tre quarti. Attenzione Francone di potenza, Francone se ne va di potenza. Prosegue nella sua corsa. Francone, peccato, Francone deve ancora trovare un po' il suo ambientamento, però quel gol in Coppa Italia ci ha salvato. Vai geometra, il geometra, Francone. Attraversa tutta l'area da parte a parte. Palla allontanata Gai. senza troppi complimenti. Micro la butta Questo è un fuori. passaggio quantomeno discutibile. Francone, La mette sulla ecco le fascia. giocate di Francone. Mencarelli non era messo bene per il cross. C'è un po' troppa fretta. Attenzione il Duca, peccato, calcio d'angolo, bravo Duca però. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Pole Mangai, cioccolatino Gai, micro, fuori di tanto. Completamente fuori misura. Vai. Partita sottotono ma lo sapevamo. Quando giocano tante riserve non abbiamo mai fatto grandi prestazioni. Petkovic. Eyman uscirà a fine primo tempo qualsiasi sia il risultato. E si sono intestarditi Alerek. sul possesso palla a centrocampo senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata Francone. bene in questa occasione per la verità. I tifosi infatti rumoreggiano. Tocco morbido.
Giangro, no, Grizzly, mamma mia, Grizzly, non c'è molto, Interessante questo, peccato. Micro. Mangai. Prova la giocata nello spazio. Mangai, vede Francone. Calibra un bel Francone. pallone. Francone, prova a incrociarla, bellissimo tiro di Francone. Parata del portiere. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Queste situazioni in cui Aleric. c'è superiorità numerica Sbaglia, vanno Aleric. decisamente meglio. Mi sarà ceduto Ecco al prossimo l'occasione di anno. contropiede. Prova il filtrante. Attenzione, no, 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 bravo, Mito. E arriva alla fine del primo tempo. Dopo il tè caldo si tornerà in campo. Verso la fine del tempo Allora la togliamo, giocata è grande, questo dovrebbe togliamo infondere loro Pole coraggio Mangai. e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare Mettiamo un grande secondo Gigi tempo. Palla. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Vai. Siamo stanchi ragazzi, tanti impegni, è normale. Vai Francone, dai Francone, dai Francone. Il cuore di Francone. Francone! Madonna che palo di Francone! Mamma mia che palo di Francone, peccato il Palla sul Duca. palo. Non ci credo. Tenta. Non ci Grande credo, parata del palo difensore. scandaloso È di stato Francone, tiro bravissimo. di sinistro Questa è una grande micidiale di parata. Francone a incrociare. Palo pauroso, Cerca poteva spazio. essere veramente un gol strepitoso. Poli. Da best. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Mamma mia che tiro di Francone così. Non siamo neanche fortunati. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Michael Frank. Cross verso il centro dell'area. Attenzione Grizzly. Chiede scuse ai Micro compagni. Machine. Questa palla Il va geometra certo fa quel che gestita nel può. migliore dei modi. Poli. Grizzly. Attenzione palla, buono per Cannistra, trequartisti Buona la sua inediti. progressione Cannistra, Cannistra. Il maestro Cannistra. Prova a passare la difesa scavalcando. Ha provato una cosa veramente difficile. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Geometra. La butta in mezzo. Francone, mamma Francone, peccato. Francone, Avrebbe potuto ci sono, concludere meglio come qui. si dice, segnali di fenomeno in Sicuramente. Francone, nel nostro Kaiser. Il Bologna deve dimostrare maggiore Il attenzione. Kaiser è un giocatore, Alcune un posizioni giocatore che possono abbiamo nascere comprato azioni per le sue molto potenzialità pericolose. incredibili. Ottimo intervento. Cannistra, ma dov'è il fallo? No, vabbè, Questo è cioè, fallo, però, non ha dubbi va l'arbitro. bene. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Costringe dov'è? l'avversario al fallo. Ma dai! Va bene, va bene, va bene. Occhio. Giangrosso. Micro, Cannistra. Vai Canni, illuminaci, grandissimo Canni. La dà Francone che però non aveva la velocità della sua arma di seduzione migliore. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Destro. Cerca spazio. Ottimo intervento. Alamos, bravissimo Ha visto Alamos. il pericolo ed è riuscito ad Poi però anticipare rimpallo l'avversario. sfavorisce. Aleric la recupera. Attenti al tiro. L'invio di merda. È riuscito a passare. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono Occhio. bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, Settantesimo. secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia Potevamo ha dei sfangarla pro con le e dei riserve, contro, no? Non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità di questa No! squadra nel gioco in profondità, Grande credo Mito, abbiano però bisogna ragione. fare- Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano Togliamo in porta Francone, in mettiamo il Bode. Veneziano non posso assolutamente. Poi al posto di Mencarelli diamo a Terence proprio qualche minuto. Stanchissimo Gervasi. Diamo qualche minuto a Picella.
Ah, non posso più farlo, cazzo. Vabbè, era così. Pazienza. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Sì, siamo noi, Luca, siamo noi. Mito, bravo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sagnà si spinge in avanti sulla destra. Sì, sistema la panchina, presidente. Palla Sì. in out, ci sarà rimessa laterale. Per l'Europa. Prova il traversone. Dai, cazzo, un golletto. Il Bode prova a cambiare gioco per Terence. E Ma non ce la intercetta fa. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Poli. Prova destro. Attenzione, il Duca. Prova la giocata nello spazio. Peccato. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' Daniel meno. Andrew, peccato da perdere, stanchissimo il Duca. Poli. Dobbiamo sperare di avere tutti i giocatori in forma in Europa. Giangrosso. Il Bode, bravissimo Bode. Dai, proviamoci, Terence. Terenzino, vai Terence. Terence, effetto Sera Terence. All'ultima occasione, peccato. Limitarlo significa chiudere una delle loro Terence, principali fonti di palla. No, palla, dovevi darla a Pin. Ah, Alerek, Dio Cristo. Ah, va bene, dai, Devono ci cercare sta, di portarsi avanti tante adesso, però. riserve. Non resta più molto tempo per cercare di segnare. Tante riserve ci sta, dai. L'ha Sagnà. sacrificata un po' per sperare. Attenzione, Cannistra non è ancora finita, però E siamo Cannistra. nei minuti finali di Palla. recupero. Vuole la profondità. Palla, che chiaramente sbaglia. Hurt prova la verticalizzazione. Palacio. Con i titolari l'avremmo vinta questa. Dai. 0-0, finisce qua. Finisce Va bene così. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata. E adesso, ragazzi, Entrambe le squadre ci si sono giochiamo in giocate la 90 gara minuti. secondo le loro possibilità. Qualcosa che forse è più grande di noi. Rimaniamo terzi a 51 punti, va benissimo. Siamo ancora, abbiamo un bel vantaggio sulla quinta. Ci pensiamo dopo però alla qualificazione in Champions. Adesso c'è la coppa. Un attimo solo, ragazzi. Allora. Ti prego, sono in forma, ti prego. Allora, Francone al posto di Palla. Portiamo questi. Il Bode però è troppo fuori forma. Terence, Poleva, Gervasi non c'è. Bisogna mettere Giangrosso, ragazzi. È troppo stanco Gervasi, non ce la fa più. Al posto di Sidotti che mi ha deluso. Mettiamo Alerek. Vai. Proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Giangrosso, ho bisogno di te, mi dimostri che sei un fenomeno, cazzo. Non ti ho comprato per essere una pippa. Dai, dai, cazzo, su. Un caloroso Dai. saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' Vai. di pazienza e si comincia. Inizia il big match. La partita di oggi è tra Adesso, Venezia, concentrazione. Olympique di Marsiglia. Non possiamo Sono sbagliare Fabio nulla. Garessa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio. e sul Michelotto. divano. Francone. Francone bellissimo per Terence. Venezia, Subito all'andata ha Terence. subito una sconfitta in trasferta. Subito Terence. E oggi dovrà soffrire e sperare per 90 minuti. Solo una vittoria schiacciante eviterebbe l'eliminazione al primo turno. Devono fare molta attenzione sui calci Mangai. piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Libera tempestivamente. Gai. Prova a saltare il centrocampo.
Vuole la profondità. Ha la Terence. possibilità di andare verso la porta. Terence. Cerca il cross in mezzo. Autogol! Gol! Dai! Dai! Che inizio, autogol su grandissimo Terence Francone, dai! È frustrante per chi lo fa. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Grande Francone che dà fastidio. Grande Francone che dà fastidio, non è ancora fatto niente, ma grande Francone. Luis Gustavo. Bella serie di passaggi. Manca ancora una vita, possiamo farcela. Quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, un gol subito. Adesso stiamo calmi perché lo M sarà incazzato nero di questo inizio. Questo qua lo subiamo troppo, cazzo. Tra lui e questo, mamma mia, no! Dai, 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 dai! E il penzo è esploso. No, no! No! Stiamo soffrendo. Pintus soffre troppo di testa, quello stronzo là. Attenti, Mito, roba nostra, Mito. Roba nostra, Mito, Terence. E andiamo, Terenzigno, Terence si invola, Terence si invola. Terence vede Francone, sta giocando benissimo, Francone, grande scelta del cubo, Francone, incredibile, bloccato. Serve Veneziano però, serve lui, serve il bomber, il fenomeno. L'uomo da 32 gol che purtroppo non sta rendendo. Non concedere così tanto agli avversari. Dai. Michelotto, stiamo calmi. Apicella, bravissimo Alerek. Calma ragazzi, calma, non di testa che siamo. Bravissimo Terence la prende bene e la passa a Maurizio Michelotto. Maurizio Michelotto per Terence ha preso in mano una squadra. Fallo! Ma il suo intervento è stato provvidenziale. Tocco morbido. Ma dai, adesso rischiamo un'azione, dai Zangrosso, dai Grizzly. Oggi devi dimostrarmi tutto. Bravissimo Grizzly. Vai, Francone di testa per Terence che ha preso letteralmente per mano la squadra. La dà ad Alerek che sa di andare via ma vuole lasciare un bel ricordo. Alerek, Veneziano, gol! Il Cuba la mette! Grandissimo assist di Alerek! E il Cuba la mette, è tornato il Cuba! 2-0! Perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Calma però, calma, mamma mia, stiamo zitti. Calma. Terence ha preso letteralmente per mano la squadra. Terence può far tutto. Terence. È saldamente in vantaggio adesso, dovrà gestire. Veneziano lancia il rumeno, peccato. Si è visto poco il rumeno, ma non per colpa sua, perché Terence è scatenato. Il penzo esplode. Manca ancora troppo. Alexandru, mentre in mezzo bene, peccato. Pintus. Chiede scuse ai compagni. Bisogna star calmi, però, Certo gestita nel migliore dei modi. Star calmi. Vuole la profondità. Apicella, ti prego, e c'è Api. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. No, mi sono più nervoso che per il Milan, cazzo. Perché questa è la mia squadra adesso. Prova il filtrante. No, bruttissimo errore, ti prego Giangrosso. Grizzly c'è. Difficile arrivare su un traversone del genere. Prova Thauvin. No, fuori gioco, Mito! Ottima la parata del Da save. È incredibile Mito. che ci sia arrivato. Mito. Sembrava un gol fatto. Mito, cosa ha fatto Mito? Può fare tutto Mito. Thauvin. Non è ancora fatto niente, ragazzi. Attenzione, Pintus, no! Dio povero. No, Pintus le soffre tutte di testa, 2-1. Incredibile, porca mignotta. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. È ancora errore di Pintus di testa. La coordinazione perfetta e l'impatto con il Sto pallone Germain ci sta preciso. massacrando. Niente da fare per il portiere. In questo momento siamo fuori. Terence, Sono 4 per lui in questa la dura. competizione. Veneziano. Il Venezia. Ma no, come? Ma che cazzo Ora fai? non c'è tempo da perdere. Bisogna segnare ancora. Proposi di fu su il rinvio monta. degli Vabbè. avversari. Alexandru, non demoralizziamoci.
Potevamo stare anche peggio. Ah, Francone, peccato. Decide di allargare il Poteva gioco. andare anche peggio, potevamo essere 1-0 per loro, pensiamola Palla così. recuperata. Eyman Guy, serve anche Guy, servono tutti. Veneziano. Francone, non ci credo. Bel pallone in profondità. Dobbiamo non è farne stato due, adesso è sfruttato dura, al lo meglio. so, lo so. Certo, Col non sarà 3-1 sono contento supplementari, di se ne aver prendiamo sbagliato uno è dopo essere quasi stato messo matematicamente davanti alla finita, ma non porta pensiamoci. così. Guy, Un'occasione d'oro. Guy. Francone, no! Una Non buona va niente, iniziativa, niente. ma non è bastato. Incredibile, è il primo tiro, è il primo fottutissimo tiro. Pintus le ha sofferte tutte di testa, la soffre ancora, non c'è niente da fare. Prova la Alexandro. giocata nello spazio. Pole C'è Mangai, spazio. Pole Mangai, non mi tradire Veneziano, non mi tradire! E Veneziano la rimette e si incazza il Questo Cume! gol c'è di nuovo parità, tutto può Grandissimo Guy, grandissimo succedere. Guy. Lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Che assist di Guy, ma Veneziano non sbaglia mai quando serve. E si incazza anche, spacca la porta 2 volte. 3-1, 3-1. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. 3-1, 3-1, 3-1. Sembrano Ma non un'altra possiamo squadra. prenderlo, se lo Hanno prendiamo è tutti i mezzi finita. per riuscire a ribaltare il risultato Se lo complessivo. prendiamo è praticamente finita. 3-1 e siamo nell'intervallo, una partita divertente. Con 4-2 passano loro. Ancora in qualche modo aperta. Quindi non possiamo più prendere gol. Questa è la spara di Damocle. Payet, Maurizio. Alerek, stiamo dando tutto, che cuore, anche se non vinciamo sono contento. cerca di superare. Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, Guy. Pericolo sventato almeno per ora. Noi abbiamo dimostrato tutto. Queste situazioni in cui c'è superiorità Giangrosso. numerica vanno sfruttate decisamente Grizzly. bene. Francone. Francone si inventa un capolavoro! Il Cume lo mette! 4-1, ma che chiama calma il Cume! Chiama la calma il Cume, Francone ha fatto un passaggio sublime! E Veneziano ne fa 3 quando serve! E zittisce tutti comunque! Mamma mia, stiamo zitti! Aspetta, calma, calma. Per qualsiasi difesa, Calma. l'ha appena dimostrato. Calma. Hanno provato Calma. a ostacolarlo in tutti i modi. Calma, manca ancora troppo, cazzo! Gran gol. Manca ancora troppo! E sono Manca tre. ancora troppo. E ovviamente si porterà a casa il Manca pallone ancora per le firme di troppo. tutti i giocatori. Francone ha fatto un passaggio da ricordare Veneziano per Francone. Giusto al momento giusto. Francone, fallo! Cosa ha Venezia, fatto Francone? con questo Quasi gol gol ha e un usato assist la propria perfetto. situazione di vantaggio. Ha dimostrato Michelotto, ancora Michelotto! la propria superiorità. Terence. Adesso può anche gestire. Calma. Terence. Palla in Terence. profondità Per sulla- Alerek. Tocca verso il centro. Uno dei nostri! Mamma mia. Concesso il tiro dalla bandierina. Non ci credo, Guy. Guy, Michelotto! Non ci credo. Michelotto poteva regalarci quasi la qualificazione. Giangrosso. Eyman, ma porca puttana. Adesso Fabio c'è molto Sarebbe un movimento delitto sugli buttare via esterni. quello che stiamo sì, Luca, facendo. Sarebbe l'ho un notato delitto. anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Sono stati dei colpi di testa. Attenzione Pintus, si riscatta da 2 errori in andata e ritorno. Non possiamo dire niente a Pintus, poverino. Veneziano. Cosa ha fatto Francone? E là poi Veneziano tripletta. Ma stiamo zitti. Best assist, sì. Ottima Pallone lo stanno scelta facendo del Cume a girare mettere bene. Sono Francone. in attesa degli Alexandro, Ottiene va un bene, buon va bene. calcio di punizione. Bravo Ale. Bravo Ale. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato. Ti e prego, gli ha fatto Grizzly. capire Bravo. che al prossimo fallo Michelotto. non sarà perdonato. E Terence, penso che anche Terence, l'allenatore dovrebbe Terence, prepararsi, cercare di Terence. farlo ragionare, Bravo, il lancio perché quasi rischia impossibile di mettersi in Terence, ma va cartellino se bene. continua a comportarsi così. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è Pintus, stato madonna che sufficientemente recupero di preciso nel Pintus. passaggio. Mamma mia Pintus. Veneziano. Colpisce il pallone. Francone. Il portiere compie una splendida parata. Relax. Rocco, scusami, siamo un attimo presi male adesso. Eyman. Michelotto! Michelotto l'ha messa 5-1! Maurizio! Ancora Guy assist! Mamma mia, non ci sto credendo! 5-1! 5-1! 5-1! Mamma mia, cosa ha fatto Michelotto! Ha colpito Ma bene, manca ancora perfetta troppo! coordinazione, grande Manca ancora troppo! Ed è la Adesso però col seconda 5-2 passiamo rete in noi, ma questa stiamo calmi.
Non prendiamolo, non prendiamolo, stiamo calmi. Un gol meritativo. Bravo Alerek. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li fa Terence. sentire ancora più sicuri. Bravo Terence, va bene. Bisogna fare dei cambi però. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. È arrivato il momento dell'ultimo Cosa cambio a stiamo disposizione della Cosa stiamo squadra. creando? In effetti non ne aveva più. Ha fatto bene a farlo uscire dal Mettiamo il campo. bode per questi ultimi minuti che ci fa salire. Mettiamo il bode. Eyman ha dato tutto, cazzo. Eyman ha dato tutto. Guy ha dato tutto. No, Sidotti non mi fido, scusate. Togliamo Terence e mettiamo Daniel Andrew. Vai. Mamma mia ragazzi, mamma mia, comunque scelte del Ottima mister discesa sulla azzeccate destra. una dopo l'altra. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Oh madonna, grazie Michelotto, ma non è ma dopo Michelotto, dopo. Luis Gustavo, pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva Il diventare bode, davvero pericolosa. il bode, il cume. Tocco preciso. Il cume per Cannistrà appena entrato, peccato. Michelotto la recupera, Cannistrà la butta su, va benissimo, va Pallone benissimo. uscito sulla sinistra. Un contropiede molto ben gestito. Ma la È da conclusione è stata piangere. deludente. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Se succede. Il bode la recupera. Il bode, il cume completamente sontuoso. È ritornato nel momento del bisogno con una tripletta storica, ma Francone ha fatto un assist che rimarrà nella storia del calcio, cazzo. Non si sa come. Alerek, il bode, Apertura. il Duca, il bode, Cannistrà, Calcio di punizione. punizione. E l'arbitro fa cenno che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Punizione, diamola a Alexandru, diamola al rumeno. Voglio regalarle al rumeno. Voglio regalarle al rumeno. Voglio regalarle al rumeno. Voglio regalarle al rumeno. Voglio portarlo in paradiso con noi. Grande rumeno. In paradiso con noi, rumeno. In paradiso con noi. Mamma Il mia! portiere dice di no. Grazie, Michele della donazione. Cannistrà la butta in mezzo. Michelotto, Michelotto! E stava Quasi per arrivare doppio. addirittura il sesto gol. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Manca poco per scrivere una delle pagine più sensazionali. Attenzione, Cannistrà. Buono Cannistrà, il calcio filtrante. va bene, va bene. C'è la palla lunga in avanti. Gaila butta fuori sulla team Pallone Alexandru, ha bravissimo superato la Ale. linea, rimessa laterale. Attenzione Veneziano. Fallo sul cume, il rumeno, la colpisce Veneziano. Ci mette il fisico. Bravissimo e conquista il Alexandru. pallone. Effettua Dai che è un fatta cross ai ragazzi. quarti. Il bode. Luis Gustavo oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. La mette in avanti. Occhio. Bravo Api. Ancora rumeno, Michelotto, tira lassù. Passaggio in avanti. Veneziano, Riceve il bode. passaggio. Non fischia più l'arbitro veneziano. Intervento Ma vaffanculo, al limite. fischia. E si vai! E si va agli ottavi! Eccolo. Miracolo del Venezia! Fischia Da che 3 a alla 1, fine 5 della a gara. 1. C'era ovviamente Questa rimarrà tensione nella prima di storia, iniziare, cazzo. Perché si giocavano tutti 90 minuti. Adesso, finalmente. Impresa del possono Venezia. festeggiare. È sempre un Impresa del piacere Venezia. assistere ad una partita come Impresa quella del che ci ha Venezia. regalato oggi queste due Impresa del squadre. Venezia. E pianto. Ci sono le lacrime. Impresa storica. E passa anche la Dinamo. Passa anche la Dinamo di Tognin 3-0. E adesso andiamo anche a vedere perché vogliamo ancora più bene a Tognin. Vogliamo ancora più bene a Tognin. E siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. Siamo ancora in corsa. No, Apicella, no, Apicella. Apicella è andato. Apicella è andato, ma per la prima volta forse da quando ho il canale, lo dico, forse è un po' meritata. Ragazzi, abbiamo fatto una cosa incredibile. Ho dato tutto quello che potevo. L'ho dato tutto, ragazzi. Grazie, Api. Grazie, Api. Sei pazzo, sei un malato mentale. Ma ti amiamo, però forse è la prima volta che possiamo dire che questo canale merita questa impresa. Mamma mia, è pazzo. Mamma mia, è pazzo. Andiamo a vedere Tognin, dai, lo merita, pover'uomo. Lo merita Tognin. Vediamo se è riuscito a fare un gol nel 3-0 della Dinamo. Attenzione che The White Gamer, ragazzi, calma, stiamo calmi.
Stiamo calmi. Stiamo calmi. Stiamo calmi, non bisogna capire Tonnin. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia che roba, mamma mia che roba. Tonnin non esiste. Tonnin non c'è, è passato ma non si capisce. Ciao Rocco Barocco. Sì, lo so, Michelotto, lo so, non so cosa dire. Io vi ringrazio in maniera devastante. Io vi ringrazio in maniera devastante. Ramos è in forma e lo mettiamo. Mettiamo anche Charmi. Adesso non dobbiamo dimenticarci che c'è la coppa, però devo anche far un attimo rifiatare la gente, perché sennò Alexandro si prende un po' di riposo. Mencarelli è messo bene, perfetto. Mettiamo Francone, se lo merita di giocare. No, non l'ho messo però. Ok, va bene così. Mettiamo Cannistra per Guy. Mamma mia. Si è giocato benissimo Giangrosso. I sorteggi dopo, penso. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Mamma mia ragazzi, scusate un po' di mal di testa, scusate, ho fatto veramente... Oggi si affrontano Notte Ale, notte Ale, Venezia. sei passato Sono anche Fabio tu. Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, Mencarelli, adesso buon pensavo che il campionato, divertimento a però te che e a voglio la tutti gli Champions. appassionati che amano Anzi, questo vogliamo la grande Champions, come per Francone. Cosa ha fatto il Cume Francone subito? Subito Francone su assist impeccabile di Veneziano. Mamma mia, è sbocciato Grande azione. Francone. Tutta la squadra si è mossa Vedo un attimo, ragazzi, oddio. perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Mamma mia, Francone subito, stop imperioso. Gol di sinistro. Mamma mia, grazie Api, grazie Michelotto, grazie The White. Avranno più spazi. Mamma mia. Vuole la profondità. Attenzione, Palla peccato. intercettata, ottimo il suo senso della Che posizione. gol di Francone subito. Pallone alto e lungo sulla fascia. Il Kaiser, è arrivato il Kaiser, l'assist del Kaiser, se non vince il migliore assist. Adesso per carità, vediamo, magari ci sarà qualcosa di più decisivo, però fino adesso ancora il Kaiser, spettacolare il Kaiser dal geometra. L'Udinese ha prevalso l'ultima Il volta geometra che per questi Veneziano, due squadre si Veneziano sono uomo assist, incontrati. il geometra. Si aspettano un No, altro peccato, perché di sinistra geometra? Devono fare molta attenzione Cannistra. sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili. Attenzione, ancora il Kaiser! 1-2 micidiale del Kaiser, 2-0 assist di Cannistra. battuto benissimo, colpo di testa Mamma mia. preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato Mamma mia, il il nostro pallone era Barocchino, perfetta, il portiere attenzione non ha potuto Barocco, fare ce l'avrà niente. dura, Mamma mia, è arrivato il Kaiser, signori. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Pintus. Ma il gol di Michelotto, anche Michelotto ha partecipato ai Pallone ha festeggiamenti superato la linea, rimessa laterale. di una partita che sicuramente entrerà nella storia del Venezia, insieme a quella col Milan e a tante Prova altre. la giocata nello spazio. E Veneziano sempre triplettoni, Sulla fascia, intanto il è Cume libero. vuole ancora l'assist, Francone! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! Due assist del Cume rimangono nella storia. 1-2-3! Non poteva 1-2-3! sbagliare. C'era scritto basta spingere. Questo è un colpo 1, di 2, testa 3. manuale. La coordinazione Mamma mia, perfetta Francone. e l'impatto con il pallone preciso. 1, 2, 3. Niente da fare per il portiere. Tripletta, hat-trick. Che Hat-trick, partita eccezionale Cannistra. la sua. Poi immarcabile. Marcarelli, c'è il problema Tripletta anche. super Veneziano, il meritata. campionato veneziano non sta più segnando comunque. Però chi se ne fotte, è segnato dove conta in Europa. Poteva essere un contropiede interessante. Attenzione il questo. geometra. Peccato. Chance per tirare. Mamma mia, Francone. Poteva essere il poker, il quarto gol. Era proprio lì. davanti alla Mamma porta, mia, ma ha buttato Francone. via l'occasione. Mamma che E Francone. poteva segnare anche Mamma che Vederlo giocare è Francone. davvero un piacere per gli occhi.
un talento puro. Alamos. Francone. Cerca spazio. Di tacco. Mamma mia, peccato. Queste situazioni in cui c'è superiorità Michelotto, numerica bravissimo vanno Michelotto. sfruttate decisamente Francone. meglio. Ancora Francone. Francone è disarmante Cerca l'uomo oggi. là davanti. L'Udinese ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico, che è stato protagonista di un autentico capolavoro Occhio. tattico. Ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti. Occhio ragazzi, Alla fine occhio! Madonna, bel gol dell'Udinese, 3-1. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza Ok, neanche Dark Note, accorgerti. grazie Carlo Gelsenkirchen. Bel gol dell'Udinese Non comunque. mollano, hanno trovato Veneziano. un gol importante. Francone. Occasione Francone, da mamma mia Francone. Oggi Francone è Ci ispirato. mette una pezza, allarga sulla fascia. Fuori gioco. Credo però che ci sia fuori gioco, sì è così. Mamma Passaggio mia di prima Francone, fantastico. mamma il Franco. Peccato ci fosse fuori gioco. Mamma Franco. Mamma Franco. Mamma Franco. Il Kaiser. E il Kaiser recupera l'ennesimo pallone, ragazzi. Francuzzo, vai Francuzzo. Francuzzo vuole regalare a Veneziano il gol, peccato. Bravo Francuzzo, molto onesto. Trova un traversone dalla tre Molto quarti. generoso, Michelotto. Attenzione, Canistra. siamo in zona Francone! Madonna, Francone, ma Si oppone. Francone vuole rubare il posto a Veneziano come MVP della stagione, tutto così. Respinta della Mamma difesa. mia. Michelotto. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità Attenzione che ha qua, mostrato anche calma, in però questa ragazzi, non occasione possiamo dimostra fargli che è aprire una attaccante partita già davvero vinta, Passa. Grazie. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. E ora deve concludere. Ci prova. E insacca. Mamma mia, Un 2-2, gol 3-2. importantissimo. Incredibile. Incredibile, È un partita gol chiusa, importante, riaperta. cambia tutto, ridà speranza. E sta cominciando anche a piovere, incredibile. Questo è il Venezia. Siamo pazzi. E te la ritrovi in rete senza neanche Siamo accorgertene. pazzi. Geometra. Francone! Ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ci siamo un attimo gasati, ragazzi. Torniamo sulla terra. Torniamo sulla terra, grazie. Torniamo sulla terra. Non mi è piaciuto questo 3-2, questo 2-3 micidiale dell'Udinese. Dopo la tripletta di Francone, Michelotto. Veneziano. Nello spazio. Matos. Mancano pochi secondi alla fine. Cerca la profondità. Prova il filtraggio. Occhio, no, no. Cerca lo spunto. Rigore di Gervasi. Bruttissimo fallo in aria. È un momento cruciale per Perché facciamo ste stronzate da 3-0? Ma perché facciamo i miracoli col Marsiglia e poi ci rincoglioniamo così? Ma Cristo di Dio, però. Si va a due Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta. Attenzione, Bisognava bravissimo. provare a Bravissimo, fermare pariamo il l'azione rigore, di meno male. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Va bene. Se vinciamo la Una coppa mi partita vesto così. incredibile. Ok. 3-2 ed è passato soltanto un tempo. Meno male che la parata. E speriamo Il portiere che non so questo chi abbiamo in secondo porta, tempo però non mi possa ricordo. regalarci grandi emozioni. Aspetta. Ciarmi, para rigore Ciarmi. Però non va Prova bene. il tiro. Francone. Palla veramente Ciao, Alamos. fuori di un soffio. Ha provato a ripetersi. Una bella strigliata, sì, meno male che Ciarmi è il para rigore Avversari ufficiale sono della tentati squadra. di marcarlo a uomo e questo permette Bravo, ai suoi Ciarmi. compagni di sfruttare gli spazi che crea. Però non va bene, bella strigliata, sì, cazzo. E non ci può arrivare. Passaggio in Ci avanti. siamo un po' seduti, ma d'altronde dopo ciò, ragazzi, siamo umani, non siamo ancora dei campioni affermati, siamo ancora giovani. Veneziano Francone vuole il quarto. Ah, peccato. E il Oggi il portiere Come uomo assist. controlla senza problemi. Veneziano. Bravo Cume. Attenzione Canistra. Francone. Ah, peccato, la palla si ferma. Il geometra, Buon corner kick. intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo.
Canistra. Il Duca. Grande spirito Cerchiamo di di fare un altro gol, ragazzi, perché non mi fido. Siamo veramente il pazzo Venezia. Il gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario Maurizio. sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazio. Michelotto. Per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Veneziano. Francone. No, devo fare un'altra cosa con Francone, ma va bene. Prova a metterla subito Sono un in po' aria. teso perché dobbiamo vincerla. Questa dobbiamo blindare la qualificazione in Champions per poi pensare alla Coppa. Francone, Veneziano. Peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Daniel Andrew. Palla Francone larga in bravissimo. profondità. 1-2 micidiali, triangolazione perfetta. Il Cume. Ah, neanche salta, strano. Bisogna fare qualche cambio. Esce un buon Mencarelli, ma mettiamo Terenzinho. Gervasi è pericoloso con questa munizione, mettiamo Giangrosso. E il Bode, diamo un po' di riposo a Francone che ha fatto 3 gol micidiali. Passaggio troppo profondo. Ciao Thomas Adesso Bonifai. c'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in ritmo. Terence subito effetto Serra, E la difesa non Canistra. si fa cogliere impreparata. Il Bode ha provato una cosa veramente difficile. Michelotto, Che botta! mamma mia, Michelotto è veramente diventato un giocatore Ha fondamentale. mostrato una gran classe, un'autentica parata distinta. Standing ovation per Francone. Canistra. Michelotto, ah, peccato, lo prende forse di spalla qua Maurizio. Da Un quella bell'uomo posizione Maurizio. Doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Ragazzi, siamo agli ottavi d'Europa League. Dopo guardiamo se c'è il sorteggio. Siamo agli ottavi d'Europa League. È impossibile non pensarci. Buona Terence profondità. in semifinale di Coppa. Canistra è in lotta per la Champions. Abbiamo il mondo in Ha mano in deciso questo di aumentare momento. la densità dell'aria. Sì, Apicella. proprio così. Credo vogliano limitare i danni sul Il Bode. cross e le palle alte, Il Duca. piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di Ma il Duca ha rigore. provato una cosa veramente La difficile. sicurezza Ma il non è Bode mai come la troppa. recupera? Il Bode la mette in mezzo. Busca Mamma verso il mia. centro. Michelotto al volo. Vabbè, qua Michelotto Attenzione a vuole bordo stupire il campo. mondo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Cerchiamo di chiuderla perché è pericolosa. 17 tiri a 3 e siamo solo 3-2. Incredibile questa partita. E potevamo essere 3-3. Meno male che ci hanno salvato. Ha spazio sulla fascia. Ocio, no, no. Bravi. Terence, Ramura. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Va a concludere. Ok, roba nostra. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Mamma mia ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa di meraviglioso. Non riesco a non pensare a quello che è successo. Ma il suo è stato comunque un grande Solo arbitro. veramente le serie del Cume hanno questa La particolarità. mette sulla sinistra. Anzi, le Ottimo serie del intervento. Cume, che cazzo Ha dico? visto il Ormai pericolo ed è riuscito le a serie dello anticipare Zocco. l'avversario. Prova la giocata nello spazio. Mamma mia. Ultimo passaggio Cosa abbiamo creato impreciso, poteva ragazzi? essere E io ho una fatto la buona parte opportunità. minore perché è oggettivo L'intenzione che è era così. molto buona, l'esecuzione un po' meno. Vince il duello fisico e fa su il pallone. No, Occhio, può andare. bravissimi. Allora ce dobbiamo soffrire con 18.000 tiri a 0. Opportunamente, visto che Veneziano. l'azione è pericolosa. Il Venezia deve resistere no. ancora qualche istante. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Siamo rigore. Stiamo Il attenti. Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Apicella è ammonito, non so il perché. Aramos, Palla in buttala avanti, su. verso il compagno. Il Bode veneziano oscurato piacevolmente da profondità. Francone, sono felicissimo di questo. Ancora 4 minuti da giocare.
Bravo Api. Calcio di punizione. No! Posizione interessante. E manca poco. Ma al no, termine. meno male che l'ho tirata male, ma dai. L'ha allontanata Il Bode. senza troppi complimenti. La butta in mezzo. Terence. Prova a giocarla Dai che è dentro finita, dalla per distanza. piacere. Cerca Veneziano la spazio. butta su, uomo assist Calibra oggi il un bel bene pallone. per il Bode che però Ottimo disinvolto, sgambettato il Bode. Finisce 4-2. Eccolo il L'importante triplice era fischio. vincere, però Il fischio poteva vincere che determina 99 a la fine 0. della Vai. gara. Hanno Super portato a casa la Francone. vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione Francone di colpi. veramente giocatore sublime, Kaiser. E andiamo a vincere, ragazzi, e blindiamo sempre più con 54 punti, più 5 sull'Inter. Molto, molto bene. La Juve ormai è campione d'Italia, ma per il momento è così, ma presto migliori in campo, Francone veneziano nel mese di febbraio. Meno male. E adesso, ragazzi, c'è l'Atalanta, ma voglio vedere contro chi siamo in Europa League. E adesso ci giochiamo veramente tanto, ci giochiamo. Vediamo contro chi siamo. Spero non la Dinamo. Dinamo Kiev, Wolfsburg, il Venezia, un'altra francese. Questa volta tocca all'Olympique Lyonnais. Mamma mia, ancora in Francia andiamo. E la Dinamo ancora in Germania. Sembra una storia scritta da Alfred Hitchcock. Ciao Geometra, mamma mia, l'Olympique Lyonnais. E qua mettiamo questa coppia qua. Siamo tutti in grande forma, però c'è la coppa. Attenzione a Picella, Gervasi fuori. Porca miseria, non abbiamo un centrale. Michelotto, ti devi adattare. Sei il più alto che abbiamo. Adattati. Mamma mia, sarà durissima, vabbè. Zincaro. Porca miseria. Ma lo teniamo, come lasciamo in panchina lui. Lasciamo Sidotti, poi vediamo, mettiamo Alamos di qua. Alessandro lo teniamo, se andiamo bene, dopo mettiamo le riserve. Michelotto addirittura centrale, molto lento, però è tanto alto, ci serve. Ma che sfiga, oh però. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Dopo c'è il Lione, ragazzi. Atalanta e Venezia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Michelotto, subito il giocatore polivalente. Il Duca. Ciao Fabio, godiamoci questa partita. Il Duca, Francone, il Duca per Francone, peccato. Bella palla, ad allargare il gioco. Gai. C'è il colpo di testa. Alessandro, peccato. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Io Romanone un sogno. Ragazzi, è importante vincere anche questa per arrivare nel miglior, con la miglior morale possibile. Alessandro Rumeno. Prova a fare tutto da solo. Il rumeno. Francone. Decide di sfruttare la fascia. Alamos. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Poteva essere un contropiede interessante questo. Michelotto. Eyman Gai, grande recupero di Gai. Questa squadra è in grande sofferenza. Capitano oggi. Un eufemismo. Perde da almeno 5 turni di fila e non sembra attualmente in grado di invertire la tendenza. Francone, ancora Francone, fa di quelle sponde anche di piede. Sfrutta tutto Alessandro, il campo con questi movimenti il Bode. verso esterno degli attaccanti. Sì Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Voglio il commentino di Alessandro, di Eyman Gai e del presidente. Ho bisogno della tripletta. Gai. Zincar, la prendista di Chopin.
un po' oscurato anche Micro e Zincaro da un Michelotto show. Attenzione Alexandro, Alexandro, il body di testa, bella, peccato. È stato splendido l'intervento. Eccolo qua Alexandro, me lo godo. Aspetta l'Europa League, Alexandro volevo metterti solo un tempo. Se andiamo bene, posso farci cambi anche Gai. Determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Francone, Certo, per riuscire, bravissimo per Alexandro, devono fare meglio in peccato fase era offensiva. l'incrocio. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio filtrante da Mangai. manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Cerca la profondità. Pole Mangai. Peccato. Qui c'è Alexandro tiro. Rumeno, Bode, bellissimo, il Bode! Vai Eyman, e il Bode la segna di rapina, bellissimo. Bellissima azione veneziana, guardiamolo, rinvia del portiere. Rifiuto del gol in Bravo questa Zincaro, azione. Rumeno bella e il Bode con Tapin rete. Cambiano Dai, la ragazzi, storia siamo in della un buon partita, momento. Con un gol davvero pesante. Segnare fuori casa per primi non è facile. I tifosi si aspettano di sicuro una reazione della loro squadra. La mette sulla fascia. Con meno sofferenza sì, perché sennò non ce la fa più, raga, non ce la fa più. Lei è dura. L'Atalanta si trova in una Giangrosso. situazione delicata. Grizzly Il per il tecnico Cavaliere sotto accusa a causa dell'Apocalisse. di alcune scelte Il rumeno, discutibili. bellissimo Sembra per però avere Alamos. ancora la fiducia della società. Io credo che le critiche che sono state Eyman, rivolte all'allenatore siano Francone. fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è Alamos, stato capace di Giangrosso. cambiare la sua tattica in corsa. Alamos, Alexandro, Prova la giocata dello bravissimo per spazio. Francone, mamma mia. Ottima la parata del Finalmente si gioca È bene stato che senza bravissimo. veneziano. Questa è una grande parata. Gai, E va Francone, con- madonna che miracolo su Francone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Allora Gai ormai fa degli Buon assist, recupero, però anche se ragazzi, questo c'è non è il suo Gai, ruolo. una Caratteristica di roba gioco e la capacità di irreale. spiegare quando è Il Bode necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. ha fatto anche il gol, Gai Cerca di superare la difesa con questo pallone in Europa lungo. League. Ottima pressione. Bravo da sua. Sidotti. Palla recuperata. Zincaro, Petagna Eyman. è arrivato sul pallone. il Bode ma non riesce a bravissimo, metterla dentro. veneziano la lab perfettamente era Alexandro. Fascia, è libero. Se l'è bevuto. Tocco preciso. Francone, incredibile la fallo però su Agi, cazzo. Gai, Prova. Contropiede troppo lento. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Gai. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Francone, peccato. L'arbitro va dice bene. che sarà rimessa dal fondo. Stiamo giocando un buon calcio. Stiamo giocando un buon calcio, tutti protagonisti, pochi esclusi onestamente. Stiamo giocando tutti bene, chi più chi meno, ma quando giochiamo tutti bene. Francone, Morbido. E la difesa non si fa cogliere impreparata. il Bode è proprio una cosa un po' leziosa. Il Venezia ha mostrato spesso di andare in Gai. difficoltà nelle ultime fasi del primo Francone, tempo. il Vediamo Bode. se ce l'hanno fatta! No, che gol annullato. Mamma mia, Francone fa degli assist, ragazzi. Il Bode Eurogol annullato. Però pazzesco, ragazzi. Francone sta sbocciando, Abbiamo 4 attaccanti fenomenali adesso. Francone con veramente Rocco che ha vinto la Champions League asiatica. Il Bode. Francone. Il Duca. No, Duca. Ottimo intervento. Ottima progressione. palla Michelotto, al piede. bravissimo. Che Gioco con difesa, palla ragazzi. lunga. Due giocatori che non abbiamo mai giocato insieme. Stanno giocando bene. Gai ancora. Francone. Concludere. Ci sta specchiando troppo il Venezia. Stiamo giocando un calcio sublime. Lancio lungo del portiere. Il Cume sta accettando le panchine. Può bastare per questo primo tempo. E si sta mettendo in panchina da mister proprio perché sa che in Europa League è fondamentale. Che ha dato grande aiuto alla difesa Il e ha Bode. sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Maurizio Venezia è in vantaggio di misura. 1-0. Zincaro, buona partita anche di Zincaro che ha scaturito il gol. Cerca spazio. Bode.
Alexandro, vai Ale, vai Rumeno. Cercano l'azione veloce. Il rumeno, bravissimo rumeno. Prova il rumeno, peccato. Il Duca! Importantissimo. Grande Duca, 2-0, ma grandissima azione del rumeno. Stiamo giocando bene Il tutti. portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare Difesa pronto, granitica. ha intuito che il portiere non sarebbe Rischiano il riuscito a posto trattenere Gervasi il e Picella. 2-0 dunque. Il Duca l'ha Un gol messa, determinante. ma grande rumeno. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi Il di rumeno gestire qua la fa partita. i suoi assist geniali. Pallone morbido verso la fascia. Non ha Ancora il avuto Duca e costringe il l'avversario rumeno. a fallo. Bravissimo Alamos. Prova il filtrante. Alamos per Francone. Palla allontanata senza troppi complimenti. E vado ad abbracciare il mister, grande Daniel. Vuole la profondità. Sarà dura il prossimo anno. C'è il cross. Con tutti i giocatori forti che abbiamo ormai, sta diventando una bella squadra comunque. Intervento difensivo. Non me l'aspettavo una Venezia crescita oggi così in un incrocerà anno. le dita sperando di non incorrere in altri infortuni dopo quello che è successo nell'ultima partita. Certo, gli uomini della panchina sono giocatori validi, ma dover fare a meno Alexandro. di titolare è sicuramente un danno per l'equilibrio della squadra. Prova a saltare il centrocampo. Tocco morbido, può andare alla conclusione. Cross di Alejandro Gomez. Bravo Michelotto. È mancata un po' di precisione. L'Atalanta Il Duca, bravissimo. ha portato tanti uomini in Zincaro. area di rigore. Non sono Sidoti. comunque riusciti a realizzare. Daniel Andrew. Ottimo intervento di copertura. Daniel Andrew. Prova il filtrante. Vai Rumeno. Può cercare il taglio in mezzo. Vai Rumeno. In mezzo. Tiene Francone, esclusione. Francone! Mamma mia, devo fare dei Ma cambi certo però. gestita nel migliore dei Devo fare modi. dei cambi. Mencarelli. E Damon Guy. Mettiamo Gigi Palla però. Capitano il Bode. E poi togliamo... Micro per Zincaro, ok. Beh, quest'idea del cucchiaio non granché, eh. Peccato, qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. Gigi Palla, vuole l'assist, Palla, vai Palla! Tenta il colpo di testa. Francone, Niente peccato. da fare, ha perso una buona occasione. L'unica vera delusione è Gigi C'è Palla, mancato lo so. poco per Lo trovare so, ancora Gigi il gol. Palla L'incubo di ogni difesa. è un Gli mistero. avversari sono tentati di marcarlo Bode. all'uomo e questo permette ai suoi compagni Mamma di mia, che sfruttare gli intervento. spazi che crea. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Micro. Il Bode, lancia Francone. Fallaccio su Francone. Rosso però. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Vai. Gigi Palla ci prova, vuole stupire il mondo Palla. Direttamente sulla barriera. Bode. Ancora. Niente da fare, Palla non è azzecca Allontana il mezza. pallone. Solo 2 assist in carriera, Prova in a 2 stagioni passare con la noi. difesa, scavalcando Perché una l'ha col fatta in pallone prestito e 0 gol. Il presidente vuole addirittura la cessione di Palla. C'è il cross. Attenzione! Prova il tiro. E c'è il gol del geometra! Vantaggio di 3 reti. E Bravo il geometra! gol della sicurezza. E forse c'è l'assist di Palla, vediamo. Palla. Bravissimo lui, è bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Non so, forse glielo danno l'assist a Palla. Forse glielo danno. Incredibile. 3-0 dunque. Forse c'è l'assist di Palla. Palla giocata alta sulla fascia. E intercetta opportunamente, visto che Comunque l'azione buon era 3-0, pericolosa. ragazzi, stiamo giocando Prova la giocata benissimo. nello spazio. C'è il tiro. Grande Sidoti. Prova il filtrante. Cristante. Kurtic. Grande Palla. Ilicic. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E trova bene. E il Michelotto, compagno. sontuoso in Trova un difesa traversone dalla dappertutto. Michelotto ormai è la più bella realtà del Venezia. Un uomo venuto dal nulla, bullizzato, odiato da tutti. Adesso invece è un signore, è il signore del calcio, del Venezia, pieno di donne. Poteva essere Ricco, un contropiede perché ricco è interessante ricco. questo. Peccato.
La classica persona che dal niente è diventato un grande. Attenzione, qua c'è un assist non so di chi, bellissimo, peccato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di Michelotto. mettere un pallone interessante in aria. Yasmin Kurtic cerca spazio. Bruttissima questa. Però è fuori. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Attenzione, Gigi Palla. Gigione, autore di un assist bellissimo. Il Bode. Alejandro Gomez. È davvero una bella serie di passaggi questa. Michelotto. Palla. Bravo Palla. Ha dato bene Palla oggi. Ogni tanto fa qualcosa di bello. Palla per il Duca. Per il Duca. Qua il Duca ha provato la C'è la genialata. palla lunga in avanti. Micro. Palla. Palla. Ci ha provato Palla. Ormai la partita è finita. Alejandro Gomez. Cerca. Finisce qua. Atalanta 0, Venezia con il 3. fischio dell'arbitro. E Oggi davvero adesso non c'è stato si nessun va problema, una vittoria assolutamente all'io. comoda, una squadra brillantissima. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico, difesa alta, squadra molto... Ciao Davide. Venezia spettacolare, veramente spettacolare. Siamo in fuga, 7 punti dalla Champions, 7 punti dalla Champions e godo. Olympique Lyonnais, Venezia, ottavi di finale. Gervasi 86, Gervasi. Adesso ragazzi, calma, Veneziano in forma e questo è bene. Francone purtroppo no, Mencarelli, allora portiamo Giangrosso, bisogna portarlo. E anche Zincaro. Mencarelli. Canistra non si sa mai. Attenzione, Michelotto è fuori forma e deve entrare Zincaro. Il migliore adesso è Gervasi, ma ho visto un miglioramento incredibile. Siamo tutti in forma. Francone purtroppo non c'è, ma c'è il Bode, va bene. Gigi Palla, Mencarelli, Giangrosso. Io do fiducia a Giangrosso, è veramente in forma. Capitano Apicella. Vai ragazzi. A Lione bisogna fare almeno un gol, non ci può andare sempre bene come col Marsiglia, ragazzi. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Lione e Venezia. Io sono Fabio Caressa e a farmi Vai raga, andiamo. Ci sarà anche Luca Marchegiani. Andiamo per un sogno che sta continuando, non si sa il perché, non si sa come, non si sa quando, ma ci siamo. Il Lione è duro, è più duro forse del Marsiglia. Diamo il via alla partita. Vai. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che Veneziano deve subito. questa partita? Secondo me Depay ha tutto, Fabio, velocità, potenza, tecnica No. e anche un gran tiro. Non è un bel segno questo errore. L'uomo può giocare al centro o partire largo a Cosa- sinistra per poi accentrarsi sfruttando l'ottimo piede. Non è un bel segno questo errore. Non mi è piaciuto questo errore del Bode. Buon giocatore, non c'è dubbio. Cerca di lanciare il compagno. Non mi è piaciuto questo errore del Bode. Vuole il lancio filtrante. Non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un Lione si passaggio salva da un gol con i pesantissimo subito fuori casa. Fekir. Non mi piace per Lungo niente. passaggio in avanti. Veneziano, dai. Veneziano subito, siamo tutti in forma. Il rumeno calma. Il rumeno calma. Pericolo. Non così però, rumeno, Cristo de Dio, ti amo tantissimo. Potevi fare meglio qua. Poteva essere un contropiede interessante questo. Vuole la Peccato. profondità. No, no, la Se ne beffa va. subito. È tutto solo là davanti. Ci prova. E c'è il gol del Lione. Incredibile, l'abbiamo pagata E arriva subito, così il Dio gol del povero. vantaggio.
Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha Pagata fatto che davvero tutto alla schifo perfezione. però. Che merda, siamo proprio sfigati come la merda. Veneziano si incazza il Vene. Altruista il Vene. Gol, silenzio. Silenzio. Silenzio, merde umane. Silenzio. Silenzio, grande Cume, grande generosità del Cume. Un passaggio perfetto. 1-1 subito. Bravissimo ad approfittare. 1-1 subito con assist magistrale di Veneziano che la dà Ed è la al seconda rete Bode. per lui in questa competizione. Si riparte di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. E ci riscattiamo dal Ci mette gol il sbagliato, fisico era un gol e subito conquista il incredibile. pallone. Il Bode. Prova la giocata Il nello Bode per il spazio. Cume. Riceve in ottima posizione. Il Cume fa una cosa. Vuole la profondità. Come uomo assist per Ottima carità, disciplina, però questi no, grazie. fondamentale. Alessandro Rumeno, Occhio al il traversone. Rumeno ci prova! Gol! Che assist del Rumeno! E Veneziano pulisce! Di testa sempre E lui! adesso possono tornare a controllare il match. Sì, cazzo. Un cross perfetto. Non Grande poteva Rumeno, sbagliare. assist C'era magistrale, scritto, "Basta difficilissimo." spingere". Questo è un colpo di testa da manuale. Nel senso La niente, coordinazione 0-0. perfetta e l'impatto con il pallone preciso. 0-0. Niente da fare per il portiere. 0-0. E il suo bottino 0-0. arriva a quota 7 gol. 7 gol in Europa per il Cume. Adesso conducono. anche Quest'anno se non c'è solo il con un campionato, gol ma di c'è la scarto. coppa, incredibile. Chi Cume altro comunque, poteva sbloccare il risultato? micidiale veneziano. È davvero l'arma in più. Ma di Rumeno ha questa fatto un squadra. assist, però. Cioè, veramente era difficilissimo, eh. Scordinato. Si allunga e trova la Da palla. lontano. Ma Prova il filtrante. Palla intercettata. Calma, Ottimo 0-0, il suo 0-0. senso della posizione. 0-0. Cerca spazio. No, Ecco il filtrante. Diaz ancora lo Cerca perde spunto. Giangrosso. Se ne va. La conclusione. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio di grande qualità. Si Ha doti. dimostrato grande visione di gioco servendo il Terence. compagno in quel modo. Vuole la profondità. Fermato Non ha avuto Eyman. fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Pintus. Prova il filtrante. Pintus Giangrosso, ti prego. Giangrosso fa fatica, Mito. Tentativo ident- Gol 2-2. Gol, rete importantissima. Fa fatica oggi Giangrosso. Hanno saputo reagire, hanno trovato il pari. 2-2, ma vabbè. Vabbè, Il ci sta che portiere prendiamo è riuscito a gol. bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Presidente si Il portiere con incazza. il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Nuovamente in parità, non mollano. Siamo in difficoltà adesso, siamo in Bel difficoltà. botta e Mito risposta. ci salva Ora ancora. vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Gioca Terence. una palla lunga. Prova a Bravissimo passare la Bode. difesa, scavalcando Il la Bode palla. veneziano. Finisce No, verso la Cume, porta. no, ste robe. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. C'è mancato poco. Terence, per bravissimo trovare recupero, ancora il bellissimo recupero di Vederlo giocare Terence. è davvero un piacere Il per gli Bode. occhi. Veneziano, no, che brutto stop. Palla recupera il Cume. No, vabbè, è un leader. È un leader consumato questo. Mamma mia, gol. Veneziano Poteva 3-2, ma esserci un momento migliore 0-0. per andare in vantaggio. 0-0. Tutto è partito da un passaggio intercettato. Comunque faccio questa, quella di campionato oggi, e il ritorno e poi in conquistare palla anno. nella metà campo avversaria diventa fondamentale per costruire Terence. occasioni da gol. Sono in vantaggio. Ole di un gol. Mangai. Ma è la sua natura. Quando la Veneziano. squadra ha bisogno, lui c'è. Alessandro il Rumeno, il Cume. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 gol e un assist. No, 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 Il no. totale controllo della gara. No, 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 0-0. No, 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 no. Grande assist del Rumeno, ma no, 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 no. Sono stati rapidissimi nel No, trasformare no, 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 una no. palla recuperata in un gol. No, 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 no. Tripletta, hat-trick. No, no, Che no, no, no. partita Veneziano da pallone d'oro, eccezionale. ragazzi. Veneziano da pallone d'oro. Se lo dice da solo. Finisce qui. Mamma mia, Veneziano sontuoso, il doppio Due assist lunghezze separano del queste due Rumeno. squadre. Vai. E si ricomincia a No, giocare. no, 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 no. 0-0. Fekir. No, 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 no. E passa. Occhio. Meno male. Se la sono cavata per un soffio.
Giangrosso, un po' in difficoltà oggi, ma lo perdoniamo. Prova Terence. a passare la difesa Bode. scavalcandola col pallone profondo. Possibilità Veneziano. di tiro. Depay cerca di pescare il compagno là davanti. Veneziano vuole vincere l'MVP anche quest'anno, incredibile. Fekir. Come veramente 6 gol in 2 partite d'Europa League. È Cioè. davvero una bella serie di passaggi. Ma di cosa stiamo parlando? Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova a metterla subito in aria. 4-2 risultato che chiaramente se finisce così la partita ci dà tantissime possibilità di passare, ma abbiamo visto l'andata Vedo che la che difesa tutto non può sale essere più, non ribaltato. punta sul fuorigioco. Veneziano, Vogliono proteggersi dalle il Bode. imboccate, non concedono la profondità. bel tiro Sanno del che Bode. Gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza, evidentemente. Bellissima la tattica- Terence. Ecco, Veneziano, la tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei Terence, contro. bellissimo. Il Bode! No! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. Vantaggio di 3 gol, la partita No, no, no. No, Gli no. hanno lasciato Questo un forse sacco batte di anche il gol di spazio, punizione di errore Heyman. No, gravissimo, no, infatti no, sono stati no. puniti. No, no, no. Giocata davvero Assist molto sublime di intelligente. Terence. No, 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 di Quel gol. tacco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriva il terzo gol No, no, per non è la vero. competizione. 0-0 non è vero. 0-0 non è vero. Non è vero. Vantaggio di 3 reti, Non è vero. Sto piuttosto sognando. rassicurante, direi. Sto Palla sognando. larga in profondità. Sto sognando. Sto sognando. Cerca il passaggio profondo. Sto sognando. Heyman Guy. Vuole la profondità. Sto sognando. Questo è il più bel gol dell'anno, onestamente. Cerca di E sfruttare lo Bode. spazio sulla fascia. Mamma mia, sto sognando. Grande 0-0. movimento No, 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 nello no. spazio. Se ne Bode. va. Cerca la rete. Mamma mia. Alexandro, cosa fa? Il guardaline ha alzato la Che bandierina. tiro, va bene, dai, va bene tutto, va bene tutto. Tiro un po' balordo. Ecco, il vicepresidente, grazie. Ma siamo ancora 0-0, quindi no, 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 no. No, 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 no. A fine del ritorno. Fekir. No, La no, no, gioca no, a no. sinistra. Prova la giocata nello spazio. No, Api, non ti azzardare. No, 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 no. L'ampiezza del gioco sembra essere Mamma mia, una come stiamo caratteristica giocando. importante della loro manovra. Sì, Ma assolutamente. se giochiamo così siamo da Cercano di colpa, allargare il cazzo. gioco per stimolare Terence. la difesa avversaria, disunirla e No, creare no, 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 no. gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare Terence. se ti ostini a voler sfondare al centro. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Bravissimo Zincaro. Prova Il a rumeno finire. vuole partecipare alla festa. Molto Madonna, il lontana la sua rumeno. conclusione dallo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando Note, sembrava Pintus. fatta, ha sbagliato. Non ci credo. È inaccettabile quello che sta Fekir succedendo. oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Palla giocata alta sulla fascia. Hashtag no, 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 no. Pallone morbido verso la fascia. Veneziano. Per il Bode. Terence. Veneziano. E che assist anche di Terence, del rumeno, da un po' di tutti. Terence. Fallo. Palla recuperata. Oggi Guy è un po' più tranquillo, ma cosa possiamo chiedere di più a Guy, onestamente? Eccolo che mi smentisce Guy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quarto gol del Veneziano, 2-6. Cosa ha fatto Heyman? Subito smentito. No, 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 no. Condizione fisica e No, mentale. no, 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 no. Stanno dominando. No, 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 no. Guardate Heyman, si gira, neanche il tempo di pensare. No, 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 no. Colpito bene, con No, 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 no. coordinazione, gran colpo di testa. Quarto Ci gol. credo. Ha fatto poker. 2-6 agli ottavi di Europa League. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. No, 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 no. Heyman ancora. Guy, un Venezia straripante. Spazio. Intervento a liberare. La mette in avanti. Vuole la profondità. No, non prendiamolo, non prendiamolo. Blindiamo col 6-2. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. No, 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 no. Apicella recupera. Prova il filtrante. Vuole la Heyman profondità. ancora.
Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Mamma, cosa sta L'intenzione era succedendo? molto buona, l'esecuzione un po' meno. Fekir. Non prendiamolo, bravissimo l'apprendista. Prova Un la giocata Venezia nello spazio. sublime, sontuoso, Cerca spazio. inimmaginabile. Prova la giocata È nello ancora spazio. ingordo Terence. Spazio sulla fascia. Terence si invola ancora. Si Mette doti in mezzo il traversone. per il Bode. E finisce qua. Olympique L'arbitro Lyonnais chiude qui la 2, partita. Venezia e Grande veneziano. prestazione della squadra Venezia ospite che 6, riuscirà a 4 passare. gol del E adesso Cume. avrà semplicemente 2 da assist conservare del questo rumeno. risultato. Davanti al suo 9 per Questa squadra veneziano. ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare... Yes! Vediamo. Ai ai ai. Tonien perde 1-0 in casa con il Wolfsburg. La Dinamo rischia. Noi voliamo. Adesso c'è la Sampdoria, partita abbastanza inutile a mio parere. Visto che è tardi, chiedo la possibilità di simularla questa. Chiedo al presidente la possibilità, perché è lui che paga gli stipendi, quindi chiedo a lui la possibilità di, se è il caso, di rischiarla per andare subito a fare l'altra. Vediamo, aspetto un attimo la sua, perché comunque è giusto. Anche vostra, da parte di tutti, non solo però chiaramente il presidente. Se è il presidente, motivo c'è. La Picella vuole provare. Ok. Speriamo bene. Vinciamo 1-0. Vinciamo 1-0, benissimo. Ne siamo a più 9. E andiamo a chiudere con il ritorno. Attenzione, intanto devo fare assolutamente... Ma si può vedere chi ha segnato? No. Beh. No, aspetta. Allora, convocazione. Ancora. Arriva Paul Emangai in nazionale. Ok. Ok, mai più, va bene, era solo perché è tardi, perché volevo fare il ritorno, vuole essere bello fresco, mai più. Mai più. Ok, mai più. Ma niente, Terence non c'è niente da fare. La Picella è un onore. No. Sì, però Terence è vergognoso un mito che non mi ha inserito su The Sims, veramente. Terence, devi spingere tu, Terence. Deve spingere Terence perché dai, c'è il Cume, non può mancare. Chiedi copyright dopo. Michelotto, sto realizzando un sogno. Vedi Michelotto, poveretto, tanti problemi per Michelotto. E adesso guardatelo in cima al mondo con noi. Vai, 2-6. Diciamo, no, 3 settimane, meno male. Michelotto non sta benissimo. Alamo deve giocare per forza, vabbè. Francone al posto del Bode. Diamo un po' di riposo a Eyman. Per il resto però teniamo così il primo tempo, che non si sa mai. Comunque sarà dura dopo lo 0-0 dell'andata. È bravissimo Eyman, questo è l'Eyman che voglio. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel. Beh ragazzi, andiamo per giocare la nostra partita tranquilli e portare a casa una qualificazione ai quarti che ha dell'incredibile. Azione fallosa, Con calma. nessun dubbio. Gervasi, il presidente. Alamos, niente riserve. Alamos, solo Eyman vuole dare un turno di riposo ad Eyman che l'ho sentito un po' stanco. Poi adesso nazionale. Devono fare molta Siamo in attenzione bilico, sui raga. calci piazzati. Cannistra. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo.
Dopo lo 0-0 al Garlandi Lione. Prova a scavalcare il Non centrocampo possiamo con il pareggiare passaggio. con gol. Prova la 1-1, giocata nello 2-2, spazio. 3-3, 4-4, Ha sbagliato il 1000 tocco 1000. nel momento cruciale, Usciamo ha noi. sprecato così una grandissima occasione. In questo momento Non ho ben capito supplementare. cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla Alamos. fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Veneziano mattatore, Veneziano, Si libera Veneziano, Grande. Veneziano, Palla Francone. in fondo al sacco. No. 0-0. No. Davanti alla porta. No. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Eh beh, certo, il francese. Può andare alla conclusione. Cerca spazio. Tocco preciso. 0-0. Canistra. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Depay. Ocio. Prova il filtrante. Ocio. Vuole tirare. Grande Mito. Grande intervento di Mito. C'è la palla lunga in avanti. Francone. Sulla destra. Ocio. Traoré. Riceve un pallone interessante. Fuori di poco. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che Zincaro. l'esecuzione non sia stata all'altezza. Alamos. Vuole la profondità. E Alamos voleva andare via. Gioca sempre, cazzo. Francone non la prende purtroppo. Veneziano ancora assist. Veneziano è risbocciato in maniera abbastanza disumana per gli avversari. Apicella. Bella azione sulla corsia di sinistra. E intercetta opportunamente, Picella. visto che l'azione era pericolosa. Alamos bellissimo, un rumeno Prova la molto giocata nello bene. spazio. Francone recupera l'Olympique Lyonnaise. Granier. La mette sulla sinistra. Bravissimo Api. Ancora Api. Alexandro. Prova il filtrante. E trova bene il Veneziano. compagno. Mamma mia, Il peccato. portiere dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Veneziano recupera il pallone, no, di pochissimo lo recupera, sì. Ancora il Cume che recupera. Il Cume da pallone d'oro. Cume da pallone d'oro. Ecco che fa il tiro. Ah, un po' egoista qua Veneziano dopo tanti Ottimo assist. disimpegno, fondamentale. Speriamo di non pagarla. Canistra. Pallone alto nello spazio. Il Cume, cosa fa il Colpo. Cume? Perfetta la parata. Speriamo di non Incredibile pagare che ci sta sia leziosità arrivato. veneziana. Sembrava un gol fatto. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È decisamente un gran talento. Riesce a Terence. determinare da solo Zittisce il l'esito di una mondo, partita. Terence. Depay di forza. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. 1-0 in Posizione 0-0 in questo regolare. momento, E attenzione, passa. attenzione, attenzione, Gioca bassa. dormita, Il gol. volo. Ed è gol. Raggiunge 1-0 il pareggio Lione. meritato. 1-0 Lione, in Era questo momento smarcato, eliminati non si è dalla lasciato Coppa. scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui In questo nella momento siamo competizione. fuori da tutto. Con questo gol No, dimostrano no. quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Attenti ragazzi, attenti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Vuole il lancio filtrante. Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione, Si non libera molliamo, Grande. non molliamo, non molliamo, Buon non lancio. molliamo. E va a colpire di testa. L'arbitro fischia In questo la momento fine del primo 1-0 tempo l'Olympique per un Lyonnaise che risultato passa decisivo, tranquillamente il un buon turno. spettacolo. Partita abbastanza equilibrata. Il risultato dell'andata per il momento è determinante. Vai. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Il secondo tempo che ci deve far capire se siamo in grado o no di passare questo Depay. turno. Se ne va. C'è Grenier.
Occhio ragazzi, il crollo è totale in questo secondo tempo. Occhio. Ottima la parata. Lione padrone della qualificazione. Questa è una grande parata. Lione sta dando tutto chiaramente. Sceglie di battere corto. Cross tagliato al centro dell'area. Attenzione Cannistrà per tentare l'impresa. Cannistrà, Francone perché l'entro la ripassa e dopo sbagliamo. Granier Lione in questo momento padrone di tutto. vuole la profondità. Non ha avuto fortuna con il Bravo suo Sidotti. suggerimento in profondità. Cannistrà. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Terence. Fallo è anche piuttosto evidente. per Stiamo la verità. buttando via una qualificazione già nostra. Difficoltà zoccolo duro, sì, comunque la massima. È che noi siamo lo zoccolo duro, quindi dominiamo sempre. Anche se oggi siamo fuori. Alexandru. Spazza il pallone. Zincaro. Veneziano. Il Lione sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che Attenzione vogliano in Gervasi, qualche modo grandissimo provare intervento ad di aprire le Gervasi. maglie della Gervasi difesa, se ne va. facendoli allargare Gervasi il se ne più va, vuole l'assist Gerva. Veneziano fuori. Qualificazione sempre più lontana per il Venezia. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Siamo dei cami per cercare in C'è un tutti i modi movimento lì a bordo campo e dunque di cambia passare nero. questo turno. Perché ricordatevelo. No. Diamo spazio a palla per questa impresa. Mettiamo il Duca. E micro per Zincaro per tentare l'impresa. Purtroppo un amaro Prova a finale verticalizzare. di una coppa sfumata Prova il così. filtrante. Veneziano. Vuole la profondità. Abbiamo fatto il Ottimo possibile per intervento. passare, abbiamo Ha giocato un visto buon il calcio. pericolo ed è riuscito ad anticipare Ma il l'avversario. Lione è stato troppo forte, specialmente all'andata. E là che l'abbiamo persa. Interviene tempestivamente. No. Si alza la bandierina, fuori gioco. Ah, peccato. Palla per un sogno. Palla, sbaglia palla. Lungo passaggio in avanti. Ha Veneziano, bisogno la di dà ad aiuto, sta Agi. marcando strettissimo. Dai Agi, c'è bisogno Lui di è te uno per delle cercare la principali qualificazione. fonti di Agi, gioco della squadra, perciò è Agi, inevitabile Agi, che bravissimo faccia Agi, input limitati. Duca. No. No. Ed ecco il gol partita. Il Venezia Ancora ha un fornito gol prova di serve. Grande cinismo, sfruttando un'ingenuità degli avversari. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Gervasi, Come è entrato in partita, è stato un cambio Francone veramente per azzeccato. micro. Prova la Micro. giocata nello spazio. Francone, no. Vantaggio che comincia a essere molto No, ancora no. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Incredibile. Cerca spazio. Depay. Apicella.
Rumeno, Prova a verticalizzare. palla, Francone, altro gol di Francone Cerca comunque. il fondo, palla al piede. Manca Prova solo la giocata Veneziano. nello spazio. Manca solo il Cume che oggi diciamo ha preferito far segnare gli altri. Francone, Possibilità fuori di gioco. tiro. Credo però Non ce la sia faccio fuori più gioco, sì, Cume. così. Ma no, vabbè, Apicella. Ti stanno Apicella e muovendo ti molto ricordo bene. però il La difesa totale è di alta e oggi. compatta. Api, mi raccomando, cioè, capisco che Lancio lungo sicuramente del portiere. sei un uomo adulto, lavori e tutto, però è bello anche spendere i soldi per cose più belle. Assolutamente io ti ringrazio, Cerca la però profondità è un po' sulla tanto, fascia. Totale, Si libera alla grande. il rumeno Arriva sulla palla, interrompe l'azione. è un po' tantino, Nel senso è bello anche spenderli per altre cose. Ti ringrazio tantissimo, più che altro per un'eliminazione è un po' troppo. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Inter veneziana L'azione oggi si lascia stava facendo segnare. pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Grazie, Il ma mi portiere la calcia commuovo. lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Costringe l'avversario al fallo. Manca poco all'eliminazione dall'Europa League. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Si api leggermente, di poco. Micro. Ottimo il fraseggio. E siamo ai quarti! Il fischio che determina Siamo la ai fine della quarti, gara. dominato La anche strada Lione. ovviamente è ancora lunga, ma la forza e la solidità della squadra lasciano ben sperare per il futuro. Hanno costretto subito l'avversario ad inseguire e questo sappiamo quanto conta dal punto di vista fisico e mentale. Mamma mia, Sono 9 a stati bravi 3. a sfruttare il vantaggio Cosa abbiamo e fatto, conservarlo fino in ragazzi? fondo. Cosa abbiamo fatto? Siamo ai quarti. Siamo ai quarti. Ai ai ai, Tonin eliminato clamorosamente dall'Europa League con un sonoro 4 a 0. È morto. Tonin. Sorteggi ancora in Francia, incredibile col Nizza. Ma c'è andata anche bene, ragazzi. Ancora Francia, la terza francese. Sembra una Coppa di Francia. Nizza-Venezia. Sulla carta è la seconda più scarsa, forse solo la K10 era meglio. Incredibile. Nizza-Venezia. Ecco il no. Ciao, grazie The White Gamer. Tutti francesi, incredibile. La Picella l'aveva detto. Guardate, scusate ragazzi, mi sto soffocando dal raffreddore. Cioè, non ho più dato raffreddore, però. Salviamo, se Picella vuole darci un saluto, adesso apro Skype, decide lui, io sarebbe anche il caso perché avrei voglia di parlare con quest'uomo. No, sono stanchetto oggi. Ci sarà anche domani la live. Adesso decide Api. Adesso decide Api. Finalmente. Decide Api adesso. Bravi tutti, intanto vediamo il database informazioni competizione. Vediamo classifica gol. Veneziano, sono tantini 6 gol. Però dai, non male. Poi vediamo chi c'è. Il primo è Bode con 5. Il Francone 4. Se vuoi ci sono. Ragazzi, un momento che può segnare tanto, ragazzi, aspetta. Il problema è che non mi è arrivato l'amicizia da parte di Apicella. Tu ti chiami Alessia Apicella?
perché non mi è arrivata la cosa. Non mi è arrivato. Vediamo un attimo. Ciao Regio. Mi manca Api. Ma ce ne sono tanti però, Alessio. Quindi non so vedermi tipo il nickname. Che ce ne sono una foto, perché qua nessuno ha la foto. Io sono Marco Ardetta con un bambino biondo e un giubbottino verde. Se c'è un nickname magari, perché sennò veramente è dura, eh. Io aspetto. È un bimbo piccolo. Ma no, io sono un bambino piccolo. Ma anche tu, un bambino piccolo, mi sembra. Non lo- No, qua c'è soltanto Alessio, Nicola, Sapicella, Busto Arsizio, Varese. Sei tu? Vediamo se è lui. C'è un bambino qua. Alessio, Nicola, Sapicella. No, sì, sì, sì. Vediamo se è Alessio o Nicola. Apicella. Comunque Ape 87, in caso provo quella, prima vediamo se può essere quella, ma non credo perché Alessio Nicolas non so. Ah, sì, allora Alessio Nicolas. Ok, ti ho aggiunto. Io ho fatto la richiesta Api. No, Alessio Nicolas Apicella mi dà l'idea di veramente un uomo pieno di soldi, comunque. Eccolo qua, io ti ho aggiunto. Proviamo a chiamarlo. Due bambini. Pronto? Pronto? Sì? Eccolo qua, Fioi. Ci sei? Eccolo qua. Eccolo qua. L'emozione. Allora, Che Presidente, salve. Allora, salve, Presidente. emozione. Ascolta, Presidente, ma Dimmi. tu sei pazzo, però, cioè, tu, io ti ringrazio, io mi sento anche, cioè, non so, anche imbarazzato io perché, Un po' fuori di testa, sì, sì, sì. eh? Guarda, sono un po' fuori di testa. Sì, Guarda, leggermente, ma io, no, ma più che altro, cioè, io mi auguro veramente che è un lavoro che ti permetta di stare tranquillo a sto punto, no, perché. ma tranquillo, non ci sono problemi da quel punto di vista, se no, guarda, non li spenderei. No, io ti ringrazio, Appi, guarda, tanto sentire la tua voce è bellissima, proprio da presidente, cioè, comunque lo prometto, se vinciamo l'Europa League, prometto che mi faccio la Perché, live finale con vestito bravo. da Darth Vader, quindi questa è una promessa. E devi farlo, bravissimo. Anche perché sei troppo stiloso con quel. Grazie. No, però Api, veramente, cioè, ma io, diciamo, io ho creato sta cosa per caso e grazie a te, grazie a tutti, a Ah, Alexandro, grazie a tutti. Io Michelotto, Paul. sono uno dei tanti, c'è Paul, c'è Michelotto. No, lo No, so, però veramente è proprio perché siamo tutti insieme, perché potevo anche farla con tutti noi, ma se non c'era la presenza vostra anche in chat, così, cioè sì, non poteva nascere sta cosa. infatti, È impressionante, cioè, tu conta che grazie a te, grazie anche ad Alamos, a Michelotto, a Eyman, a White che hanno donato, sono forse il canale con meno iscritti ma più soldi in proporzione, cioè proprio. hai fatti bene i conti di cosa Spa- puoi fare con questi soldi. No, è spaventoso. No, io sto pensando anche a Scherzo. qualcosa per il canale, ma il problema è che ormai c'è il No, vabbè, canale, ma il canale è questo, cioè non so come il canale va potrei. avanti da sé, ormai, ben capito che è quello il.
Sì, beh, mood. assolutamente. Vai. Il discorso è che adesso chiaramente appena possibile, visto che sei di Varese, quindi non sei neanche tanto lontano, e facciamo una... No, no, infatti, infatti. primavera facciamo sicuramente un raduno e ci mangiamo una pizza tutti insieme. Cioè, questo è poco Oh, ma sicuro. sì, sì, sì. E dopo chi chiaramente, non so, Eyman per esempio è sardo, quindi è un po' lontano, però chi Al può... massimo un po' d'estate andiamo a trovarlo. Paul. Vabbè, vedi, no, ma qua sento proprio il Cumenda di Varese, ragazzi. Cioè, mi Ecco, piace, andiamo in Costa Smeralda, ci facciamo i ecco, 15 giorni bravo. da Cumendoni veri e sempre in pole Hai position. Bene, capito bene. tutto. Bravissimo. No, comunque, quanti anni hai se posso? Che forse me te l'ho già chiesto. Io, io ne ho 30/31, sono un po' grande. Vabbè, la mia età, io ne faccio Sì, 30 l'11 febbraio, sì, quindi tra infatti. poco. Sì, sì, Quindi, sì, siamo quasi della stessa leva, ecco. eh sì, Oh, tu sei 87, io 88 praticamente. però, non so, mi viene spontaneo seguirti, è tutto bellissimo, Sì, insomma. ma com'è nata sta cosa, Appi? Cioè, perché adesso No, tutti noi vogliamo saperlo. Cioè, tu quando è che hai cominciato, che non mi ricordo più, a seguirmi? sarà stato 3 anni fa, se non mi Ma sbaglio, con che perché io serie? seguivo prima, mi sembra Amos, e poi ho seguito te No, non ho per vie capito. traverse, però Chi hai proprio seguito prima? Scusa, non ho su capito. film. Sì, cosa Amos, come si chiama? Su Ah, TV, Sutil! però Ah, ok, beh sì, grandissimo Sutil, non mi ricordavo bellissimo. neanche più perché non lo seguo più adesso, quindi non No, vabbè, ma ho Sutil è un abbandonato. grande, Sutil è un grande. Comunque, come guida lui, non guida nessuno. Un fenomeno. No, no. E poi dopo con la Formula 1, con Pro Cycling, con le serie anche un po' di nicchia, diciamo. Ecco, ed è partito così la storia del Eh, presidente. L'uomo che sì. è creato dal miele è diventato il presidente, cazzo. Ma sei un genio. No, no, va. Te lo dico in Beh, mondovisione. Paul Heyman è una qualcosa di... Ma come ho detto, diciamo, Heyman fa una cosa, Alessandro ne fa un'altra, Michelotto un'altra, tu un'altra, tutti insieme, e tutti insieme abbiamo creato, secondo me, una community ormai, di amici, non è più un canale ormai, perché eh, è così, onestamente è così adesso. Cioè, tu contai quando torno dal lavoro e penso che devo fare la diretta, cioè, è proprio un momento di... Cioè, il nostro momento, capisci? Che va al di là di quando sono con l'amorosa, con gli amici. Si è Degli creato un impegni mondo. vari, giusto, giusto. Si è creato Sì, un sì, sì. piccolo mondo Ma meraviglioso. anche per noi sarà così, è un piccolo mondo nostro Eh, che rimane fra il computer o telefono, tablet, no, eccetera, no, ma eccetera. è pazzesco. Ma comunque è una cosa reale, non è una Ma cosa... infatti, ma tu conta che adesso sembriamo un po', io Maurizio Costanzo e tu quello che viene intervistato in questo momento, sembriamo un po' così. Però la storia di Apicella è veramente incredibile perché cioè, è pazzesco Api, cioè, è pazzesco veramente, cioè, non so Non hai cos'altro dire. neanche le parole, infatti. Sì, non ho le parole Ma nemmeno io, ma nemmeno io. perché l'unica cosa che sono contento è che almeno insomma vedo che sono riuscito nel mio intento che era da anni, che lo dicevo, cioè quello di mettere cioè gli iscritti dovevano fare qualcosa con me veramente. Allora ci ho provato con una cosa, ma è venuto così così, dopo volevo provare Fly Simulator, ma era impensabile, tanti tentativi. Finché ho preso questa idea, viene da lontano, come le Olimpiadi, col Bode, che noi nel 2004-2003, quindi ti parlo quando eravamo piccini, ci creavamo la squadra dei nostri amici e giocavamo a casa del Bode a PES con tutti i nostri amici dei vicini, ok? E la Sì, stessa sì. cosa con le Olimpiadi. Noi abbiamo creato questa cosa tanti anni fa e adesso io perché purtroppo il Bode è impegnato e comunque il canale suo, come l'ha aperto tardi, ormai non c'è più possibilità, sono riuscito a portarlo anche una mia cosa di infanzia che ha segnato tanto la mia infanzia era piccolo perché veramente ci divertivamo tanto. Portarla qua insieme a voi per me è una cosa che rimarrà sempre nella storia. Cioè io spero non abbia mai fine sta cosa, veramente, indipendentemente da No, tutto, infatti, dall'età, infatti. Sì, dalle sì. cose, perché è stupenda. No, ma Guarda, guarda. sicuramente. Tutti... Sono troppo felice di essere in live ora anche io e mi dispiace per l'altra sera, però veramente Ma non vai potevo tranquillo, essere. È Api, stato figurati. bellissimo, sarebbe stato.
un insieme di cervelli di questo tipo. No, sì, beh, ma adesso, allora, se ci sarà, allora, è chiaro che, vabbè, una diretta tutti insieme dove invito Eyman, tutti quelli che vogliono venire, ci sarà sicuro, soprattutto se vinciamo, perché se vinciamo qualcosa di grosso sarebbe veramente l'apoteosi. Però dopo non vedrò di fare raduno, perché a sto punto adesso è arrivato il momento, c'è poco da fare. È arrivato il momento di fare il raduno, ci troviamo a Venezia, ci facciamo una pizzata, lo prendiamo a Zoccole, se aspetta, è meglio che non mi senta mia morosa. No, no, Andate voi a Zoccole, tranquillo. io vi guardo. Però bisogna farlo assolutamente, cioè, bisogna farlo assolutamente. Serie infinite, Guardi, guarda che belli come scrivono qua. Quando saremo vecchi, questi saranno bellissimi ricordi, sì. sono ricordi che rimangono, eh. Ma sì, perché è questo. Quanti ricordi? Vedi, Api, come l'ho detto anche agli altri, questo è YouTube. Cioè, allora io sono partito, io ho il mio lavoro, le mie cose, fortunatamente sono un po' come l'Api, sono anch'io un piccolo presidente come Api. Quindi, insomma, io ho il mio lavoro, io non ho mai fatto questo come lavoro, lo sapete fin dall'inizio. Questo deve essere YouTube, ecco. Dopo, per carità, se uno guadagna anche tanti soldi è giusto, però il contatto con chi ti dà una mano, perché alla fine il canale senza la gente non è nulla. Invece vedo dalle parti di altri YouTubers non questa cosa. Io che non mi definisco uno YouTuber, penso di esserlo più degli altri, però perché cerco di stare vicino alle persone che mi danno una mano a divertirmi così, perché senza di voi sarebbe un po' una palla giocare da solo, capisci? Eh, io la vedo così almeno, cioè per me questo è il vero canale, cioè un vero canale è fare queste cagate qua insieme, capito? Non lavoro, dopo un giorno finisce YouTube, cosa faccio? Cioè, presidente, anche tu, sii No, sincero, infatti, non è che cioè, non può essere un lavoro no, definitivo, uno, dai. anche perché uno ha 50 anni, cioè non si mette davanti alla telecamera No, ancora a ma lo fare puoi anche fare, ma come hobby. sì. Cioè, lo puoi anche Ma, fare, ma come sì, ma, hobby. ma ti devi un po' evolvere, diciamo, nel sistema. Non puoi trattare sempre le solite cose da ragazzino. Lo so, vabbè, anche perché dopo se vuoi una pensione non penso che YouTube te la possa dare, sinceramente. Sicuramente. Ma insomma, guarda, io sono estasiato nel sentire Eyman e Api e la prossima vediamo se invitare anche Eyman e tutti gli altri, però devo sentire anche Ci Tognin. mancherebbe altro. Devo sentire anche Tognin perché Tognin è crollato, cioè adesso è uscito anche dall'Europa League. Tognin è crollato, presidente. Prestito abbastanza deludente, però secondo me si può rifare, c'ha le qualità per... Sì, è che abbiamo tante in fascia, abbiamo Terence, abbiamo, Ah, Mencarelli e siamo Agi. una squadra corta, cioè, non vorrei dire, ma Sì, quest'anno sì, ho sbagliato, lo ammetto, Presidente, ho sbagliato. Eppure siamo ancora in lotta per tutto. consultarci dall'altra, così fa offline. Però, No, vabbè. però cioè, se noi il prossimo anno torna Tognin, cioè, siamo veramente, anche, abbiamo Rocco in attacco. Cioè, o vendiamo Palla, o lo Guarda mandiamo in che prestito Palla, perché venderlo mi dispiace, perché comunque Palla, solo il nome vale tutto. c'è 3 anni è rimasto sempre Lo so, Palla, non lo so, non capisco cosa sia successo a Palla, sinceramente. uno psicologo per palla Sì, allora. veramente. Però siamo in tanti, perché tu pensi, a destra abbiamo sicuri Bencarelli e Agi con Terence, a sinistra il Duca, Tonin, cioè, è vero che abbiamo tante competizioni, C'è però in abbiamo... campo di mediani ne abbiamo 3, quindi siamo coperti No, anche sì, i lì. mediani siamo a posto, però abbiamo 4 attaccanti e 5 in fascia, cioè più 2 trequartisti. Allora, i trequartisti vanno bene, però io sono dell'idea che Ci Palla non... vorrebbe un terzino in più forse al Infatti, posto di Alerek, che no, Alere dispiace. lo vendiamo perché Alere che E un centrale in più, perché Michelotti è fortissimo, per amor di Dio, cioè mica sei una forza, però centrale ci vuole uno di ruolo, ecco, diciamo. Sì, sì, no, Ah, concordo. o Dark che No, beh, ma Dark quando eh, torna siamo a posto. Comunque abbiamo Giangrosso, Dark e tu e Gervasi, quindi addirittura Gervasi 86 che sta no, ma diventando no, devastante. fortissimi, quindi in difesa Quindi siamo a il posto. problema, io penso un mediano in più, pensavo a sto punto se per lei Presidente va bene, perché ho bisogno di almeno 2 colpi, anche se abbiamo preso già Francone. Io prenderei un terzino in più e l'altro ruolo da valutare insieme.
quindi altri due da prenderne, perché se vendiamo Alere, chiediamo via Palla, e sono anche indeciso su qualche altro, che dopo ne Un parleremo meglio a fine trequartista forse stagione. serve perché Cannistra è solo il sostituto di Paul, non so Un se... altro trequartista, che bisogna anche capire perché c'è Bartolucci candidato. anche sì, sì. Va bene Alessandro, si può fare così comunque, di fare le interviste a fine Vabbè, partita. sì, una conferenza stampa, dai. Ok. Non è male. Allora, siamo indecisi perché abbiamo The White Game che insomma adesso sta commentando tanto, anche donato tanto, quindi comunque non si può non prendere in considerazione, insomma. Poi abbiamo Bartolucci, perché Federico Bartolucci è uno che di solito viene sempre. E e mi sembra anche un altro che però non ricordo. Lei, Non presidente, ci si ricordiamo ricorda? mai, no, no, nemmeno io perché sinceramente non ricordo tutti i Perché nomi, perché quindi potresti piazzare White Game come trequartista, per un trequartista diciamo, abbiamo il trequartista Eimer che è piccolo e super tecnico, abbiamo il trequartista lento ma bravo tecnicamente che è piedi, Cannistra. sì, Secondo me ci serve un trequartista con però il vizio del gol, cioè per farti capire un Kevin De Bruyne per dire. con gli inserimenti, sì, con Un la Kevin capacità. De Bruyne. Sì, ci vorrebbe. Sì, sì. Quindi The White Game lo possiamo piazzare anche come trequartista. L'altro c'è Bartolucci che onestamente è venuto Anche spesso. un giocatore che può fare anche più ruoli, cioè il centrocampista, Certo. di farlo anche con più ruoli, non solo con un ruolo, sennò sei sempre bloccato lì. Si può coprire anche il centrocampista o trequartista o addirittura il CLD, CLS, gli esterni. Sì, infatti, no, lo so, non vi lo darò presidente, The White Game è già entrato Grande. dopo no, alla Paul non è, cioè tu Paul sarai sempre il titolare, cioè dopo è chiaro se fallisci o fai schifezze, però sei addirittura in Ah, nazionale, Eyman è normale, non preoccuparti. No, non sono pallone in quattro d'oro. trequartisti perché palla va via, sono sempre tre, quindi non ti preoccupare, Eyman. C'ho l'attacco è a posto, non ne aggiungerei altri, Barocco, Veneziano, Abbiamo quattro. Bode e Francone, quindi in attacco siamo coperti. Jacopo Gasperini sono dalla prima live. Perché c'è Bartolucci, anche Jacopo me lo ricordo, No, Pep, tutti quelli perché c'è che... anche Pep, te lo ricordi eh, Pep, quello col logo giallo? sì, 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 Eh, anche lui, sì. Bisogna fare una bella scelta. sì, anche no, Miki, non lo so, onestamente, Miki, Cusi, non lo so per il momento. Il discorso è che però, contando che io a sto punto la serie è troppo bella per cominciare a 18, io direi a sto punto di finirla con i ritiri di tutti a 30 anni, 5 anni e passa. Io penso ce la possiamo fare a sto ritmo. Cioè, e dopo cominciare PES 18 con già i campioni affermati, un po' come Ollie e Benji, diciamo. Cioè, fare così. Cosa dici? Sì, sì, va benissimo. Quindi, tanto abbiamo da vincere qualche scudetto, qualche Sì, Champions, quindi sì, l'obiettivo sarebbe vincere, sì, ce n'è di strada da fare. sì, sì, siamo ancora all'inizio perché se solo sta Europa League veramente il no, 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 no è d'obbligo perché non mi sarei mai aspettato un'impresa del genere col Marsiglia Sì, e poi oggi dominare. avevo i brividi. Sì, adesso dobbiamo stare attenti però con il Lione perché notte Fabrizio Con Bianchini. Cioè col Nizza, scusami, col Nizza perché magari è la più scarsa delle tre, però siamo ai quarti, quindi Però se c'è Balotelli bisogna stare attenti a lui. Perché sì. Alexandro che scrive la Champions prima o poi beh, se alziamo la Champions la Champions cioè, veramente succedono cose devastanti. sì, sì, onestamente la Champions sì, Non perché è- comunque PES, per quanto tutti criticano PES, però solo PES ci sta regalando questa possibilità di fare questa cosa. E per queste cose PES si presta molto meglio Io di FIFA, era- sinceramente. no, per questo, per fare diciamo, una carriera con una squadra è meglio PES. Sì, c'è poco È che, FIFA è che sono pesaro FIFA, dalle origini. anch'io, è che FIFA si sfrutta foot, che però è una macchinetta mangia Sì. soldi, onestamente. Cioè, dopo un po' ti rompi le balle. Va bene, è stato bellissimo.
Ragazzi, qua direi che è meglio Cosa andare a letto bode perché porco, sì, hashtag bode porco, sempre. il Bode purtroppo fatalità lavora di no, di sera come OS, quindi, cioè come OS, scusami, come Ah, sì, che dà una mano diciamo sì, una specie di OS anche adesso che si sta studiando per completare tutto e quindi non ce la fa di sera a venire, però insomma il Bode c'è sempre, il Bode cioè, lo conosco da quando ho 6 anni e Iman sa come l'ho conosciuto, quindi un giorno racconteremo questa storia, ma questa è un'altra storia. ci sarà Paul Buffa che racconterà. Certo, anche perché l'ultimo scalino qual è? Alzare tutti insieme la coppa come ha fatto il grande Giappone di Holly e Benji, capisci? Dobbiamo alzare la Coppa del Mondo e sarebbe, diciamo, la chiusura del cerchio. L'Italia, mamma mia, Sì. sarebbe... Peccato che non c'è Terence, Micro, Agi e Daniel sono stranieri, però insomma Ce la faremo, ce la, mister. ce la dobbiamo fare, presidente, cazzo. Guarda. Veramente. Vabbè, Confermato per la prossima stagione, già glielo dico. non ho capito, scusami. Confermato per la prossima stagione, Chi? già glielo dico. È lei. Ok, non avevo capito perché sento un po' male, scusami, sento un po' male da Skype, sento sempre da culo. No, sono col telefono, un Ah, po'... ok, la ringrazio Presidente, però stiamo buoni perché comunque abbiamo ancora 3 obiettivi. Entrare in Champions, obiettivo fondamentale dopo questa stagione in campionato stupenda. Europa League, voglio fare calma, almeno semifinale, già sono contento. Sicuro. E Coppa Italia è là, è un jolly perché se batti la Juve voglio vincere. Contro chi giochiamo? Con la Juve? Eh sì. Sì. Però dopo c'hai o Bologna o una squadrazza, c'hai due squadrazze dopo di là, o Torino, quindi se passi con la Juve hai il Però 60-70% di vincere se passa, lo so. sarà molto difficile, però ci proveremo, dai. Ragazzi, io che dire, abbiamo conosciuto anche il presidente in maniera ufficiale, domani ci sarà una diretta, lei presidente c'è domani? Domani credo di sì, però Ok. cioè dalle Vabbè, 10 in poi. con calma, tranquillo, domani da Dubai, con calma, Sì, prima da eh, Dubai, poi torno in patria. va benissimo. E ragazzi, io vi ringrazio tutti. Domani ci sarà anche diciamo che voglio intervistare chi. Oggi era giusto il presidente perché volevamo conoscerlo anche di persona, anche a voce. E da domani ci saranno le interviste per chi ha giocato una partita importante, perché ha fatto cose particolari. E pensavo di chiamarne sì, due a diretta, diciamo. Quindi due persone, così per fare un piccolo talk show come stiamo facendo oggi, ragazzi. Qua stiamo creando cose nuove. Che dire, siamo i numeri uno tutti quanti. Non c'è un capo, siamo tutti leader. Ecco, White Gamer chiude con 2 euro, notte come. Vabbè, White Gamer chiude. Grande. Il vicepresidente si è super esaltato, dai. Che lui. Diciamo che abbiamo un trequartista, dai, The White Game si sta conquistando a suon di live anche comunque insomma, non possiamo, presidente, non contare anche le donazioni perché anche oggi ne ha fatte un po', cioè E oggi è stata una giornata piena, sì, anche diciamo. Michelotto, assolutamente. Non mi ricordo se fosse anche Francone, no, forse dico una cagata, non mi ricordo. Forse anche Francone, vabbè. Comunque, insomma, ringrazio tutti per questa meravigliosa avventura che stiamo percorrendo insieme. Un saluto al Presidente, Presidente, la ringrazio, ci sentiamo domani. Saluto a Eh, te, un abbraccio a tutti, ci sentiamo su Telegram e niente, buonanotte ecco. e forza Venezia Ecco, sempre. e chiudiamo sempre con ormai le frasi che rimangono celebri nella storia di questo canale. Ma Paul Heyman ha paura di The White Game o White Game distruggerà Paul Heyman? Questa è un'altra storia. Ciao ragazzi, un saluto dal commendatore veneziano e dal nostro grande presidente Ciao Alessio a tutti, Nicolas ciao. Apicella. Ciao ragazzi. Ciao.